Ok, e siamo in live. Perfetto, si comincia. Obiettivo, promozione. Obiettivo importante. Allora, vai di tablet. Ok. No, che cazzo. Ok. Ciao Davide Frigero, ciao Vocina, ciao Granelli, ciao JJ Kuz, ciao Tony Montana, ciao Togno, ciao Pep. E siamo contro il calcio Padova di Tognin, ma Tognin oggi deve fare qualcosa di diverso. Deve fare 12-2000 gol soprattutto. Ecco Pep, che ce frega de Ronaldo, noi ci abbiamo Peppe gol. Ecco, oggi mi scuso tanto per oggi pomeriggio, ma un imprevistone mi ha portato a non poter neanche avvertire della live su Twitch. Ragazzi, io ricordo, c'è il link sotto di iscrivervi a Twitch per seguire le live di Football Manager, Eurotruck, perché si dice Eurotruck Simulator, e quant'altro. Un attimo che vado in modalità operazioni preliminari. Non parliamo del Milan, grazie. Allora, un attimo solo, one moment please. Ok. La 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 la. Allora. Scusate un attimo ragazzi, che palle. Perché dovrei proprio sti problemi adesso? Niente di grave, raga, solo un secondo che mi sistemo. Perché dovrei proprio sti problemi adesso? Niente di grave, raga. Ciao dottor Puccio. Ciao Samuele. Il dottor Puccio, quanto me lo godo il dottor Puccio. Ok. Buono, dai che andiamo. Ecco Michelotto, Maurizio Michelotto, l'uomo più porco del genere umano. Ok. Ripeto ragazzi, chi può, si vuole iscrivere al canale di Twitch, il link è sotto a questo video. E potete seguire la carriera con la Lucchese, carriera incredibile. Aspetto Guy se c'è, non so, spero ci sia Guy oggi, così può spammare un po' i link di Twitch. Non sono Michelotto, non è a casa sua. Attenzione Mauri. Mauri sta timbrando il cartellino. Mauri 1, puttanelle 0. Ole. Mauri. Ole. Mauri. Allora, vediamo un po'. Oggi chiaramente dobbiamo provare bene anche Ugoccioni, perché il povero Ugoccioni la settimana scorsa ha giocato poco. Aspettiamo ancora qualcuna. Oggi sì, penso che la finiamo oggi. Io voglio la voce di Francone, Ecco Giampaolo Vinciguerra, ragazzi, il Vinciguerra c'è. Perché Giampaolo le vince le guerre, con classe, con amore. Ciao Gabriele. Ecco il Tudo.
Ecco il Tudo. Beh, Tudo, aspetta ancora 7 partite e poi ci sarai. Ecco Gasperini, ma ragazzi, ma non c'è... Ma non c'è Pole Mangui. Per chi è arrivato adesso, ricordo link sotto il video di Twitch. Scusate se spammo un po', però ci tengo perché sta venendo fuori una stagione con la lucchese indimenticabile, con Gheorghe Agi nudo a fine serata. Ok. Manca il nostro moderatore, che per carità io potrei fare anche Agi perché se lo merita, Michelotto, la triplettina, però non so se hanno voglia di spammare il link. Se hanno voglia io lo faccio anche con il... Ah, ok. Se hanno voglia io cioè Michelotto, intanto Eyman, Michelotto e Agi, diciamo che se lo meritano il posto di moderatore, che è importante nel mio canale. Mamma mia ragazzi, veramente fondamentale. Però se avete voglia di ogni tanto postare il link di Twitch, vediamo se hanno voglia. Ciao piccola Medea, vediamo. Beh, Agi starà trombando, quindi Agi non può fare queste cose. Ciao Ghost, per entrare nello Zoccolo Duro TV ci sono due possibilità. La prima è stare presente sempre nelle live, commentare, tifare e supportare. La terza, donare dai 100-250.000 euro a serata. Non mi risponde né Michelotto e né Agi, quindi vedi, non si meritano questa cosa. Se può fare. Allora, faccio moderatori. Va bene, allora ok, aspetta un attimo, che allora devo fare le operazioni preliminari bis. Grazie ragazzi, e mi basta insomma come ha fatto Eyman l'altra volta, mettere il canale di Twitch per seguire le live su altri giochi, metti il link del canale Twitch. Fate ogni 15 minuti, quando volete, insomma, cioè. Però insomma, dopo quello che stavo facendo con la lucchese ci sta. Allora, eccoci qua. Ci sta. Allora, il Tudo, è pazzesco il Tudo. Uno dei ragazzi più porchi del pianeta. Aggiungi moderatore Maurizio Michelotto e aggiungi moderatore Agi. Piano piano potrei farne altri. Chiaramente se qualcuno scrive cagate potete anche rimuovere il messaggio. Ok. Buono, fatto. Vediamo adesso i spammatori per antonomasia. Madonna, come parla bene il Cube. Ok. I prossimi candidati a moderatore sono Togno. E dipende se Francone mi scrive una poesia e dopo me la canta con la sua vocina, e se Sidoti si concede sessualmente a me. Vai che è il potere. Adesso vediamo cosa combinano. Noi partiamo intanto. Si parte. Senza Guy sarà dura però, eh. E Maurizio, Michelotto. Ma Michelotto è blu. Sì, vediamo quanto sbagliano. La cordata vuole investire. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' Vai. di pazienza e si comincia. Sono Fabio Caressa. Si parte ragazzi, abbiamo una chance incredibile. Nei playoff è possibile. Arrivare secondi, dovremmo vincere tutte e 7 le partite. Siamo contro la Salernitana, ma la vedo un po' improbabile. Puntiamo ai playoff e dopo però bisogna vincerli. Tonio, Guy, voglio un supporto mondiale, cazzo. Nasdaq. Subito Terence! 1 minuto di gioco, la coppiata. Pentus Terence e si gode. La difesa era ben schierata e si gode. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al e si gode subito, ma stiamo calmi, manca ancora troppo. Scusate ragazzi, è una cagata. E passa Guarda Michelotto come spam. Michelotto mette il link così. Grande Michelotto, me lo godo ragazzi, mamma mia che pene che Michelotto, ragazzi. Quante minorenni beffate così. Guarda Agi invece con la sua mitica. No, subito però. Ma porco due.
Hanno mostrato grande grinta, carattere. Grazie comunque ragazzi, Adesso grazie l'inerzia Mauri, della grazie partita Agi, molto è tutta professionali, dalla però loro prendiamo il gol parte. subito, porca troia, ciao. Fantastico, Zincaro. questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati Porca un'intesa perfetta. puttana, subito gol, non ci voleva questo per il Si morale. riparte di nuovo in parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando. Stavamo il gol. pensando troppo ai vaneggi. Attenzione, arma letale per il Cume. Non ci credo, adesso inizia la tensione, inizia la vera tensione. Facciamo di essere 0-0 Palla in raga. avanti verso il compagno. Zincaro, l'apprendista. Passaggio sulla destra. Attenzione, bruttissimo fallo su Bonito. Attenzione Bel Bonito. gesto tecnico. Attenzione Bonito, se perdiamo Bonito è finita. Bonito sta morendo. Attenzione, spasmi per Bonito. Bello questo duello. Ha provato a Spasmi superarlo, a dare per forza al Bonito. difensore, però non ha boccato. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Occhio, bravi. Si Dai libera raga, bisogna vincere a colpa d'ova. È un derby. Il bode, comunque che strano vedere il Cume fuori dalla zona. Capocannoniere, veramente dura. Allarga sulla fascia. Bonito ci riprova, Bonito non vuole mollare, Bonito a cuore, Bonito a cuore. Numero. Bonito. Fase di stallo. Pintus ancora Nasdaq. Il Cume palo di Veneziano. Mamma, sta partita non si sta mettendo bene a quanto fortuna. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta Peccato. facilità. Dai ragazzi, bisogna di supporto, bisogna vincerne almeno 5 su 7 secondo me per andare ai playoff. Questa è la mia sensazione. Veneziano ha detto che vuole diventare capocannoniere in 7 giornate. Pensiamo a vincere, come dai, non fare il porco lodro. Attenzione Veneziano. Veneziano lascia ancora Pintus. Ora Pintus oggi è un drogato da rinchiudere. Ancora. E ancora In questa però. fase iniziale della gara stanno sfruttando molto bene la fascia destra. C'è un sacco di spinta. Dai su raga, questa dai raga, fascia. tutti insieme. Il Padova deve Per un cambiare sonno, qualcosa eravamo per contenere gli 13esimi avversari in su quella posizioni fascia. Così schifose. stanno rischiando troppo. Stiamo dominando. Cerca la profondità sulla fascia. Gerva. Oh, le mangai. Attenzione Terence. Effetto Serra. Effetto Serra Terence. Comunque abbiamo visto Agi, non so se hai visto la live dove non c'era, ma ha giocato benissimo l'attaccante. Agi è una risorsa importante in attacco. Equilibrio in campo. La sua bellezza, il suo savoir-faire sta distruggendo un po' tutto. Però non possiamo non vincere la partita che stiamo dominando così. Non ci credo, mamma mia che rischio. Il Gai. difensore ci arriva. Veneziano. Veneziano, il Cume. Il Cume ha promesso una cosa che è quasi impossibile, anzi impossibile. Terence, bravissimo Terence. Arma letale! Arma letale! 2-1. Migliore per andare in vantaggio. Agi. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Dai cazzo, dai! Arma letale! Grandissima però giocata anche di Veneziano che lancia Terence e Bode fa il resto. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Dai raga, dai. Stiamo giocando benissimo. Purtroppo ha preso un Pinzi. gol sul primo Scodella in tiro avanti. e unico. Sulla destra. Concordo Sidoti. No, Concordo Sidoti la sua bellezza lo frega. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. No, ancora 2 tiri, 2 gol. No. Mito! Mito. Mito ci salva da una beffa atrocissima. Mamma mia. Buon lancio. Non può sbagliare. Bravi, bravi, dai, però Vedono il corner e l'arbitro non è ancora sicura la vittoria, assolutamente. Buttala via, bravissimo. Togno ancora un po' acciaccato e si vede. Veneziano. Veneziano se ne va, Veneziano se ne va, Veneziano se ne va. Veneziano vuole tornare in Serie A e poi dimostrare che è lui la leggenda. Veneziano. Veneziano ha fatto una cosa difficile, non è nelle sue corde, però è altruista Veneziano. Forse sta cambiando qualcosa il Cume, sta capendo che per tornare in Serie A ci vuole anche il suo cuore. Ecco, ecco, Abbiamo ecco. assistito a un bello spettacolo. La Champions non so se no, aveva vinto l'Europa League, no, è Tonio, adesso il Tonio si è un po' drogato. Tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio. Droga dal per punto Tognini, di vista l'infortunio ha tattico. distrutto il Nonostante cervello di il gol che Tognini, separa le due squadre. del nostro grande Non mi Tonio. sorprenderebbe se il secondo Un tempo uomo bello, dovesse regalarci intelligente, altri ma 2 purtroppo o dal 3 bicipite colpi di scena. molto magro. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà.
Attenzione Tognin. Tognin, bravissimo Tognin che se ne va. Eman Guy che è una stagione interlocutore di Guy. Interlocutoria, perché Guy sappiamo che anche lui è un uomo non da Serie B. Purtroppo. Attenzione, Cilotti se lo perde, no. No! Mamma mia, qua Api fa qualcosa che va al di là, ma stiamo soffrendo adesso, eh. Il Padova è da circa un quarto d'ora che sta attaccando. Guy. Zincaro. La perdiamo, stiamo giocando malissimo adesso. Stiamo scaldando. No. Tra poco Michelotto, I due qui non si sono capiti. Mario Pop, ciao Mario Rock, Mario Rap, Mario Jazz. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il Stiamo soffrendo come dei bastardi lodri. Mamma mia, sveglia ragazzi, sveglia. Sveglia, grazie. Guy. Terence, bravissimo, effetto serra. Prevede arma letale bode. Arma letale per Veneziano. Ne hanno voluto un altro. Gol del Cume, 3-1 su assist geniale di Bodelli. Arma letale. Nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Dai raga, continuiamo così. 2 gol a dividere le squadre. Il Cume promette 3 gol a partita. Stai calmo, come pensa la patata. E allo zoccolo. Prova con la palla lunga. Attenzione Zincaro. Lungo passaggio in avanti. Occhio. Qui deve tirare. È un grande bravo Mito. Qui. E bravo Sidoti. Concord per Guy. Al Bode. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ah sì, è vero Tony, è vero. Bella apertura. Bravissimi. Vai, attenzione, ancora arma letale. Scatenato la nostra arma letale. Arma letale, si inventa un capolavoro per Bonito. Bonito, la mette in mezzo Bonito. Calcio champagne a Venezia, lo zoccolo duro. Va sul 4-1. Yuhu! Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Mamma mia, qua l'arma letale ha fatto una giocata degna del miglior arma. E Bonito come al solito assist cioccolatino. E Terence non può fallire. E un solo grido, si alzerà, vai col turnover, Allora mettiamo Agile, chiaramente non è turnover, ma semplicemente io il mio Agile lo voglio riprovare in attacco perché mi sta piacendo tanto. Il Duca e Amedeo, così per far rifiatare un po' la gente. Nella prossima mettiamo Umberto. Pinzi. No, Umberto, scusatemi. È probabile che adesso pensi a conservare il risultato piuttosto che a macinare giochi. Il Conte. Ugoccioni. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ok. Vai ragazzi. No, qua Eman fa una cosa incapibile. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Ragazzi, vanno bene anche, non creiamo false speranze alle donne che verranno a vedere il nostro canale su Twitch. Basta mettere le live su FM. Se mettiamo del pene grande poi lungo passaggio in avanti. Che possiamo aumentare il pene delle persone, poi ci credono. Cerca la profondità. Occhio. No. In buona bravissimo. Oggi a Picella, Master and Commanders. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ecco Gasperini, ecco il marchese. Gasperini, uomo curioso, bello, ma di poco vendicativo. Comunque ragazzi, va bene anche ogni 15 minuti, non sempre, no problem. Se dopo sembriamo tutti drogati. Cerca di lanciare il no! compagno. Può colpire. Non è stato un gran tiro, da lì poteva fare decisamente meglio. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Il Padova decide per un'altra sostituzione. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare Gervasi. Terence, purtroppo la Perez siamo un po' calati, chiaramente dopo il 4-1 ci ha un po' tranquillizzato. Mito. La finisce al portiere. Sì, ragazzi, basta ogni 15 minuti. Con scritto magari, ecco, sì. Live di FM, Rotrack Simulator, robe così. Grazie.
Se no poi non diamo serietà, ci scriviamo cagate. Ti dà poca serietà. Sidoti, concordo, Sidoti! Mamma mia, cosa ha provato qui? Mamma mia. Finisce così. Si va a vincere. Hanno dominato la partita. Dai Miche, no, dai Miche, facciamo ogni 15 minuti con messaggi seri, ok? Grazie Mauri. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Buona vittoria che ci dà morale per i playoff. Un risultato diverso da questo. Secondo posto, un sogno irrealizzabile. Ok, Salernitana ha perso. Ha vinto, con questa vittoria qua. Siamo quinti a -5 dal Benevento. Incredibile, la Salernitana in fuga. Si fa pesante il distacco accumulato dal Venezia. Ok. Buono. Per chi è arrivato adesso, ragazzi, iscrivetevi al canale di Twitch, il link in descrizione per vedere altre live di Eurotrack e Football Manager e anche Fly perché ripartirà, ragazzi. Mamma mia il Tudo, l'arroganza del Tudo. Lui mette i soldi, lui mette i big money, il Tudo. Lui vuole entrare così in squadra dalla porta principale. Mamma, mettiamo Guguccione, diamo. No, aspetta. Attenzione, e inizia una nuova faida dopo Bartolucci Sidoti. Parte la faida, Tognin Tudo. Mamma mia che faida, mamma che faida. Apicella è un po' morto, mettiamo Giangrosso. Morte di Gai. Dov'è il mio Gheorgheone? Eccolo qua. E ci siamo. No, Terence però troppo in forma in questo momento. Giocatore in attacco. Ok. Buono. Vai. Grazie Alessandro. Ma sì, mica, guarda, secondo me se scrivi, che non sbagli mai, scrivi canale Twitch del Cume, live di Eurotrack, Football Manager e tanti altri giochi. Così, mettilo così. Qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Cioè, spero presto, Samu, il problema è solo il tempo. Adesso devo partire da Pisa, questa è una cosa sicura. Dai, cominciano le polemiche per Francone. Però la squadra sta girando bene adesso, Frank. Tu il tuo lo fai e lo farai sempre con la tua vocina. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Attenzione il Bodelli per Veneziano. Si va a Cesena a -5 dal secondo posto, ma siamo quinti, quindi abbiamo tante squadre davanti purtroppo. Questo è un campo difficile. Attenzione qua Giangrosso, Grizzly sbaglia. Cascione. Mamma mia il Tudo, grazie Tudo, il Tudo impazzito ragazzi. Il Tudo si vuole prendere tutto. Ha rischiato tanto mettendo in campo contemporaneamente molti attaccanti, ma alla fine si è rivelata la scelta giusta. Se non fosse stato... Ciao Gai, ciao vecchio mio. Hai dei nuovi compagni. Hai nuovi compagni di moderatore. Piano piano li facciamo tutti. Quelli dello zoccolo, quelli che meritano chiaramente. Dio, mamma mia. E dopo potete voi governare il canale. Sei contento piccolo Gai? Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Questi per loro sono segnali importanti. No, per guardare. Ma porco Diaz. Ma porco Diaz, no. Uno scivolone difensivo di quelle proporzioni. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. La prima... Gai, anche tu poi ogni tot puoi spammare quando vuoi. Ma porca troia, questo è pesante. Erroraccio clamoroso. È il
libero di creare pericolo. Sidoti. Veneziano subito risponde. No. Dio santo. Adesso è dura, ragazzi. Perdiamo questi e i playoff saltano al 100%. Cioè il secondo posto salta al 100%. Per il secondo posto dobbiamo vincere tutte e 7. Abbiamo vinto la prima di 7. Cacia ci mette il fisico e conquista il pallone. Ah, ok. Grazie, Guy. Ti voglio bene, vecchio mio. Anche tu mi vuoi bene, vero piccolo Guy? Con il tuo pene meraviglioso, bolognese. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Raga, supporto però adesso è arrivato anche Guy, anche se per pochissimo. Cazzo, per una live senza Guy come una donna che non fa le pompe, inutili. Ancora fuori dall'area. Dai. Palla in avanti verso il compagno. Vai Bode. Con un pallone lungo. Grandissimo Bode. Ha la possibilità di andare verso la Veneziano, bella Veneziano. Attenzione Bodelli. Lancio lungo del portiere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto. Stiamo giocando bene, stiamo perdendo per un gol inaccettabile su errore di Mito. Bodelli! Veneziano, ma cosa ha fatto Bodelli? Attenzione alla promessa del Cume, 2 partite, 2 gol. Veneziano per la cavalcata finale sta tornando. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Dai raga, però adesso non è cattiveria, ma voglio concentrazione sullo zoccolo. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Ancora fuori dall'area. Può cercare il taglio in mezzo. No. Cerca la profondità. No, che errore della difesa. Preciso. È scattato con un tempismo perfetto. 1-1. Bodelli ancora. Bodelli sta giocando un calcio spettacolare. Veneziano. La mette sulla sinistra. Terence. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Sidoti. Bel gesto tecnico. Sidoti la mette bene in mezzo. Togni di testa! Bellissimo, che assist di Sidoti. E Togni la mette di testa. Mamma mia. Bellissima da screen Michelotto. Guarda che belli Sidoti, Veneziano e Tognin. Ragazzi, veramente questi giocatori qua stanno emozionando. Guarda che roba, guarda Tognin che golletto. Adesso conducono. Ripeto, con 7 vittorie non è sicuro, ma è possibile. Prima siamo 1-0, come siamo venuti di essere Weekend League 1-0. Vai. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Attenzione Tonio. Il Tonio, vede Veneziano, stiamo giocando anche fin troppo bene, mi fa paura sta cosa. Veneziano se la allunga, peccato. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Tonio. Alla difesa peggiore Siamo venuti fin qui per vedere Agi col pippone così. Giangrosso, attenzione la libera ma non benissimo, calcio d'angolo. Soluzione al volo interessante, ma non riesce a far gol. Ha colpito benissimo la palla. Ma l'esercito di Tenerife però non è del 97, è del 78 mi sembra, a livello di aerei. Stiamo attenti raga, non abbiamo ancora vinto niente. No! Mamma mia, fuori di niente. Tentativo, ma non trova il gol. Tentativo molto ambizioso. 77. Diciamoci la verità. No. È difficile battere il portiere da quella distanza. Basta rinvii corti. Attenzione. Ugolino Guccioni. Perde il duello fisico con l'avversario. Cacia. Manca un po' la spinta di Pintus purtroppo. Vogliamo provare anche Ugo. Veneziano ancora per Tognin, maestroso quest'anno in B. Sappiamo che la B è un po' il campionato di Tognin e poi si è perso un po' con il Venezia, ma qua siamo lo zoccolo duro. Tognin è uno che ha cuore, quindi lui dà molto di più con lo zoccolo, perché questa è la sua realtà, la sua natura. Veneziano, l'incornata! Non ci credo. Veneziano sta tornando, se torna Veneziano son dolori. Sente area di Serie A Veneziano. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato, non se l'aspettavano nemmeno. Mamma, se Veneziano torna son dolori per tutte le passereotte dello stadio, tutte le zoccolette. Vai. Cercare di legittimare questo successo magari con altre reti. Il Tonio. 2-1 il punteggio. Il Tonio, madonna, il Tonio come sta giocando il Tonio. Già 3 gol. Ovviamente tutto è ancora possibile. Amedeo soffre un po', ma veramente Tognin. Siamo già nella seconda frazione di gioco. Veramente Tognin è da MVP.
Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'apprendista. La bellissimo per Terence, però la perdiamo qua. Ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cascione la gioca in profondità. Occhio, bisogna fare il 3-1 ragazzi, non sono tranquillo. Palla in profondità sulla fascia. Sidotti non ce la fa. Non ci credo. Quasi autogol di Uguccioni. Mamma mia, Mito ci salva. Uguccioni no però, Ugo no così. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare mamma mia, che rischio, che rischio. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Si è visto poco Agi oggi. Agi vive un periodo particolare, ragazzi. Cacia. Agi quando non c'è fa merda, Cascione. quando c'è un po' meno. Incredibile. Cercano un modo per far breccia nella difesa. Bravo Agi che smentisce subito il mondo. Veloce. Attenzione Tognin, e Tognin lancia ancora meravigliosamente veneziano. Peccato che qualcuno non ce la fa a vincere il contrasto. Gioca una palla lunga. Attenti perché il Cesena può rientrare tranquillamente. Bravissimo. Oh, non è mai fallo, dai. Partirà con un calcio di punizione per gli avversari. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Attenzione il Tudo, stai calmo, stai calmo. I soldi servono per il mercato e ti ringraziamo tutti a nome dello Zoccolo. Sarai un buon acquisto in difesa, ma Tonio non si tocca. Tonio Rulez. Tonio non si tocca. Il Cesena sta nascendo una faida difficile da mandare giù per il deve continuare così. Non hanno altra scelta. Veneziano. Ci prova. Tiro del tutto fuori bersaglio. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. È un solo grido, si alzerà, siamo solo 2-1. La mette in avanti. Occhio boys. No, Giangrosso la sbaglia. Ecco, devo buttarlo giù. Non è fallo, incredibile. Lo dà, rischiamo anche il rosso qua. Preferisce l'approccio diplomatico. Stiamo soffrendo a fare dei cambi. Rimane nel taschino. Deve entrare Michelotto, serve Mauri adesso, serve la grinta di Mauri. Allora mettiamo Francone e spostiamo Agi davanti. E cosa facciamo dopo? Mettiamo Gasperini. No, però il doppio pivote non ha mai portato fortuna. Cazzo. Aspetta. Mettiamo il Duca. Capitano. Vai. Stiamo soffrendo, raga, Eccoli qua, guardate Vocina! Prova direttamente. Bravi, dai, buttala via, buttala su. Attenzione Agi, Gheorghino Agi. Attenzione. La generosità che attenzione ha Agi. In questa occasione Agi, che è un attaccante davvero completo. Agi, cost to cost di Agi. Cost to cost. Attenzione Agi, cosa si è inventato? Mica non so perché Francone la passa, non ci credo. Cosa aveva fatto Agi, Dio santo. Tognin non la riesce a prendere. Michelotto subito la grinta di Mauri, perfetto Mauri. Mauri. C'è la palla lunga in avanti. Cacia cerca un compagno libero. Il Duca. Michelotto. Vocina, Kaiser Franz. Purtroppo passaggio non meraviglioso. Cerca l'uomo là davanti. Attenzione, ti prego Bulino, no. Mamma mia, stiamo soffrendo comunque. No, la beffa! Mamma mia, la Sidotti comunque fuori gioco. Attenzione, c'è agitazione in campo. Bisogna intervenire subito. Io non vedo l'ora di vedere il messaggio di Agi e Michelotto con scritto: siamo nello zoccolo, voi siete solo merda.
Raga, pensiamo alla promozione. Questo è importante. No le faide in questo momento. Se no poi interviene il Cume, sono dolori. Terence per Concordo Sidoti. Per il Kaiser. Vai Vocina. Vocina purtroppo non fa un gran passaggio neanche adesso, ma lo perdoniamo, non è quello che deve fare Vocina. Un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Bisogna vincerla. Mancano 6 minuti, bisogna vincere assolutamente per fare 2-0. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Occhio ragazzi, occhio ragazzi. È riuscito a passare. Mamma mia ragazzi, se leggo un'altra cosa così metto fuori rosa alcuni giocatori. Prova con la palla lunga. No, non adesso. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Ragazzi, adesso interviene il Cume. Tudo tranquillo, Tognin tranquillo. Le faide al massimo le possiamo fare quando i giocatori sono tutti in squadra. Il Tudo ancora non c'è, quindi la faida non ha senso. La Bartolucci Sidoti era una faida giusta, tra due dello stesso ruolo. Abbiamo vinto, questo è quello che conta. Si va a 2-0. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Abbiamo assistito a una rimonta. Quali sono le tue impressioni? A un certo punto per loro la partita. Dai raga, dai cazzo, se vedi Benevento 0, altra squadra 70, dai. Speriamo. A ribaltare il risultato, una grandissima prova di forza e carattere, di cui i loro tifosi saranno certamente. Il Benevento, vaffanculo però, che sfiga, vincono, la Salernitana pareggia, siamo sempre quinti, vincono tutte davanti, fatalità, -4 però, -4, ragazzi calma, vabbè, se c'è la promozione, vabbè, ecco Tudo, se c'è la promozione sai che devi tirare fuori i big money, se c'è la promozione diretta, Tudo, questa purtroppo è la tua beffa, la beffa tudiana. Vai Tony Montana, Luca Tony Montana. Oh. Luca Tony Montana. Ok. Lo so, Tudo. Siamo là. Ragazzi, vai di spam. Vi sguinzaglio, vai di spam dopo questa vittoria è giusta. Ok, allora. Tutti hanno accettato. Come fallita? Termini accettati. Aspetta un attimo che sto facendo i rinnovi. Ma subito l'arroganza del Tonio e accetta lui. È il primo ad accettare. Tonio accetta subito. Questo è Tonio, signori. Prende, rinnovo, Madonna, stavo accettando il trasferimento di Gai. Bravo Tonio. Oh, è l'unico, ragazzi. Anche Veneziano va con Tonio. Anche Agi entra. Francone la vocina, quindi aspettiamo, ecco il Tudo. Grande Tudo. Ok, Tonio, stai tranquillo, Tonio, lo sai che ti amo, cazzo. Sono faide, vecchio. La faida fa parte dello zoccolo. Devi accettarla. Chiaramente con rispetto, certo. Perché dopo c'è Bartolucci che invece non lo becco più. Bartolucci vuole il prestito, però io non lo posso concedere il prestito. Bartolucci si soffre molto, purtroppo, Sidoti. Non capisco se soffre la bellezza di Sidoti o il fatto che è un terzino più offensivo rispetto. Qualcuno andrà in prestito, lo dico già, ho già chi va in prestito lo sa già, tanto ormai insomma col Venezia ormai siamo scafati, non è assolutamente fuori squadra, fa solo un anno per magari rinnovarsi e migliorarsi. Ok. Vai Tonio, che stai giocando nel miglior calcio della tua vita, cazzo. Goditi quello che stai facendo. Stai regalando perle a chiunque. Ok, ragazzi, il titolare per il momento è questo. Io voglio essere sincero perché la squadra sta girando molto bene. Mettiamo Peppa Picella ancora fuori forma purtroppo, però lo metto.
Adesso ho bisogno di certezze, ragazzi. C'è un momento così. Vedo gente in forma, vedo Barocco, il Duca, Francone, ma adesso devono giocare loro. Ma non c'è oggi Sidoti, cazzo. Io senza Sidoti non so stare. Vai. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. Oh, Mencarelli. Gli spogliatoi da un momento all'altro. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti. Dai, ragazzi, se pensiamo alla squadra, c'è veramente il come si incazza. Terza finale delle 7, prime 2 vinte. Dai. Speriamo che le due squadre diano vita. No, Piccella è impazzito. Subito arroganza nel fallo. Meno male che non c'è la munizione. Fabio ha scherzato con il fuoco e ora si è bruciato. Perché Zincaro è uno dei titolari, cazzo. Zincaro, anche Zincaro si droga ogni tanto. Però in questo momento è il titolare da tempo. No! No! Raga, adesso se leggo un messaggio che non sia di supporto allo zoccolo, saltano teste, cessione con non più rientro. Abbiamo preso un gol di merda così perché stiamo parlando di cagate. C'è tempo per le faide, per piacere. Il primo messaggio che leggo così, fuori squadra. La sensazione è quella di un possibile risultato a sorpresa. Per perdere per 3 minuti per un autogol mi fa incazzare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vai. Adesso basta, adesso lo dico io. L'allenatore si incazza perché la squadra pensa già di essere già in Serie A con Vittorio Trezzo e Champions League vinte. Dai. Il Cosenza ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Guarda che roba. Ha spazio sulla fascia. Occhio. Parte il cross. Inizio difficilissimo. Mito ci salva dal baratro. Mito ci salva dal baratro. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol facile. Dai Agi. Guardate Agi, un inamovibile che sta giocando un po' meno del solito. Solo per motivi di modulo e che saranno risolti per la prossima stagione. Ma vai Bodelli, subito la risposta di Bodelli. Bodelli vede Veneziano che ha fatto una promessa che è quasi impossibile, però l'ha fatta Tognin, Bonito, peccato Bonito. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Zincaro per Gai. Bodelli. Veneziano un po' lento qua. Dai raga, attenzione subito a Picella. Dobbiamo segnare il prima possibile il pareggio, ragazzi. No, a Picella, si vede che non è in formissima. Cerca l'uomo là davanti. No, il porca Cosenza puttana, dai, ha ricevuto numerose calma. critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Attenzione tiki-taka. Solitamente odio criticare Tognin gli allenatori. Spesso sono per il Bode. Tognin non sbaglia un passaggio, soprattutto è facile parlare col senno del poi. Per oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state... Bravissimo Sidoti, grandissimo Sidoti. Francescone mio. La dà il Bodelli. Bodelli purtroppo soffre per la velocità, ma fisicamente guardatelo che toro, cazzo. Vai Bode, mettila in mezzo, ci abbracciamo in mezzo. Tony ancora di testa, questa era difficile per Tony. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Ciao che Coriolo. 1-0 purtroppo per gli avversari. Bravissimo Gai per il Bode a Veneziano. Poi in difficoltà alcuni questi primi minuti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bravo Api. Poteva essere un contropiede interessante. Attenzione il Tonio, lancia splendidamente Veneziano. Ti prego Cume, importante! 3 partite, 3 gol. Calma. Io sto chiedendo cazzo state. Subito assist geniale di Tognin, 1-1. Bravo Veneziano. Portato in maniera perfetta. Si riparte. Mamma mia, Veneziano sta la promessa, per carità. Il capocannoniere è impossibile, però comunque 3 partite 3 gol. Come ci sta mettendo il cuore adesso. Ci è voluto 30 partite, ma
Comunque Tonyin, assist strepitoso, di gran lunga il migliore della stagione. E il Tudo applaude Tonyin, ragazzi. Questo è un bel gesto. Questo è un bel gesto del Tudo. Ma Tonyin monumentale. Palla in avanti, bisogna vincerla però. Questa è la terza finale di 7. Prime 2 vinte. Bravissimo Guy, questo è lo spirito che voglio. Veneziano, Tonyin, se ne va ancora Tonyin. Indiavolato Tonyin, se Tonyin sarà così anche in Serie A può permettersi anche il pallone d'oro. Tonyin, Bonelli, doppio assist di Tonyin, la ribaltiamo subito. Mamma mia che bello, guardate la squadra, guardate lo zoccolo, tutto unito da screen. Bellissimo gol del body di testa su assist geniale. Trasformare una palla recuperata in un gol. Mamma mia Tonyin, numeraccio assist e ci abbracciamo. Agi fa un commento che Agi deve solamente capire il modulo per il prossimo anno. Ma Agi ha fatto più gol quest'anno, Agi è più uomo gol quest'anno. Chiaramente quando non c'è. Ma Agi chiaramente c'è. Agi comunque per la tecnica che ha, il bagaglio insomma che si è portato è chiaramente un inamovibile. Se la può far cagare per 10 partite di fila, è chiaro che anche lui va in panchina. Attenzione il Tonio, mamma mia il Tonio vuole anche il gol, il Tonio! Vabbè, illegale il Tonio, 2 assist e un gol. Guardate la rabbia della nostra fogna, che porta fortuna questo nome. Il Tonio è veramente il simbolo dello zoccolo duro. Col Venezia ha faticato, viene nello zoccolo, cioè creiamo la squadra dello zoccolo, i fondatori e tutto. E Tonio sta diventando un fuoriclasse. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Mamma mia ragazzi, il Bode, cioè ragazzi mi sta impressionando sto zoccolo, meriteremo addirittura di vincere la B. Ci siamo svegliati troppo tardi purtroppo, rischiamo di non andare neanche in diretta. Mamma mia, è stata una gara entusiasmante ma imprevedibile. Date il pallone d'oro a quest'uomo, cazzo. Ci sono 2 gol a separare le due squadre. Attenzione Amedeo, già soffre, non capisco questa cosa dei giocatori che dovrebbero essere solo che contenti di vedere questo aumenta il livello della squadra, ragazzi. C'è anche Amedeo, è un gran giocatore, ma non possiamo essere scontenti perché il titolare di questo momento gioca bene, se no che cazzo di squadra siamo? Prova con la palla lunga. Bravissimi. Qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Zincaro. Pole Mangai, Gui. Cerca la profondità. Gui vede Veneziano, tutti la passano a Tonio ormai. Tonio fa tutto. Tonio vuole un altro assist! Palo, peccato! Mamma mia, poteva essere la tripletta di assist. No, vabbè, Tonio illegalissimo, Peccato per Terence. Mamma mia, ragazzi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Come grazie Tonio, grazie anche Kume, Amedeo, ti sto supportando con il mio culo. Attenzione Sidoti, attenzione Sidotino, altro indiavolato, Sidoti per il Kume, peccato. Zincaro, il Tonio ancora, Veneziano, un po' lunga questa, peccato. E dei contro, non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità, mamma mia, la stavamo perdendo, siamo 3-1, più un palo, più un calcio che rasenta la perfezione in questo momento. Arrivano in porta in un attimo. Però purtroppo ci stiamo svegliando, ci siamo svegliati tardi. Il Tonio lancia Veneziano, lancia il Kume, stop, bello da vedere, ma deve essere anche efficace. Veneziano la perde, ma non era facile. Attenzione il Kume la calcia! Fuori, diamo un po' Kume, togliamo. Ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con Ciao Giovanni Perrotto. È stato bravissimo a sfruttare la situazione, questo significa essere presenti in campo. Esce Veneziano, lontano dalla rete. Entra Francone. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Diamo spazio ad Amedeo. No, oggi non mi fido. E mettiamo Michelotto che dà fastidio per la sua grinta e la sua potenza. Vedo un movimento a bordo campo. Sì, ce la dobbiamo fare, sì ragazzi. Entra Amedeo. Bel gesto, bellissimo gesto di Amedeo che abbraccia Tonyin, gli dà una pacca sulla spalla, bellissima questa cosa. 2 che lottano
per un ruolo, per un posto. Bellissima scena veramente. Amedeo, attenzione, Little Wonder vuole subito far vedere che anche lui ha classe. Francone, Vocina, Vocina spacca tutto in un secondo. Vocina, è bellissimo che Vocina che va da veneziano e se lo abbraccia, Vocina subito su assist di Amedeo. Guardatelo, bellissimo. Ma lui non si è fatto intimorire. E ha avuto subito un grande impatto. Grandissimo Tudo, mamma mia. Il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. E subito anche Amedeo, ma che gol di Vocina, ragazzi, ha spaccato letteralmente la porta. Avanza deciso. Vocina è così, entra e fa belle cose. Dopo la grande crisi che l'ha colpito nell'ultimo anno e mezzo del Venezia, prima dei fallimenti vari. Lungo passaggio in avanti. Attenzione il Bode. Bodelli, ragazzi, è impossibile da togliere Bodelli, peccato, con un po' di velocità in più Bodelli, sarebbe veramente un fenomeno ipertecnico, sarebbe andato in ipermondiale. porta, il difensore però ha trovato il tempo giusto, bel duello. Bravo tiki-taka, peccato. L'avversario ha avuto la meglio e il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Ok. Grande Gasperini anche lui. Gasperini quando è entrato ha sempre fatto bene. Attenzione il Bode. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Bode stanco. Intervento da manuale, sfuma l'azione offensiva degli avversari. La mette in avanti, palla in profondità sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Se ne bravissimo va. Api. Alla fine l'ha ammonito Apicella. Attenzione il Kaiser, bravissimo Amedeo, Little Wonder, la piccola meraviglia, Buona la sua progressione. La piccola meraviglia. Peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Vai ragazzi. Dopo la partita spammone. Attenzione Michelotto. Riesce ad intercettare. Manca il gol di Michelotto per rendere tutto meraviglioso. Bravissimo Gerva. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Che il primo gol l'ha segnato Rodolfo Valentino, il primo gol di un centrale. Palla giocata alta sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Agi, l'ironia di Agi è veramente da Oscar. Gai. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. No, che cagata. Occhio al tiro. E c'è il gol. Prendiamo il gol su cagatissima, non so di chi. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo. Grande Pardo. Che no, Pardo se entri puoi rientrare tranquillamente in squadra. Se più aspetta Nicolò Pardo che non sia. Aspetta, che non sia un fake di qualcuno. Qui messi con i nick. Devo stare attento qua. Amedeo. Ame, bravissimo Ame. Il Bode, peccato. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Attenzione, tiki-taka, anche lui buona prestazione. E conquista il pallone. Gai che è morto, Gai si vince, terza vittoria di fila. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. E hanno dimostrato veramente grande capacità. Terza finale vinta su 3. Rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Come stiamo rimontando, ragazzi. Quali sono le tue impressioni? Grazie. Vediamo il Benevento, purtroppo vince. Oh, che sfiga. La Salernitana pareggia a -2. Mamma mia, c'è anche il Perugia. Siamo quarti. Mamma mia, purtroppo la primo posto è impossibile quasi. Ma possiamo giocarcela sì per la seconda posizione. Mamma mia, Veneziano e Tonio e Sidoti. Grande Agi. Oddio, contro il Venezia. Siamo contro il Venezia. Come si arriva per finale? Ah no, ok, mamma mia che paura che ho preso. Ok, tutto. Raga, no, ma proprio adesso no, cazzo, contro il Venezia speriamo non ci sia lo sgambetto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, di questa ho paura.
Perché vorranno vendetta dopo la sconfitta anche. Aspetta un attimo. Di questa ho paura. Di questa ho molta paura. E dopo c'è la Salernitana. Oh my god. Oh my god. Ci giochiamo tutto. Ma perché le carriere del Cume sono così? Perché? 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 Veneziano in adesso nel momento... Mamma mia. Ma cosa cazzo faccio? Oddio. Oh my... Oh my god. Adesso... Tutti in forma proprio adesso. Tutti in forma proprio adesso. Tutti in forma proprio adesso. Ragazzi, io vado con la titolare, chiaramente, di questo momento. L'unico è il Bode che non è in forma... Cioè, che non ha, la, diciamo, la barra. E Togni non posso toglierlo anche se non lampeggia, questo è chiaro. Facciamo la coppia veneziano-rumeno, voglia. Qua... Mettiamo l'Arcangelo, è una bella stagione. Vai. Vai. Amedeo in questo momento non posso. Ecco, adesso Michelotto torna con i messaggi. Torna con i messaggi e cazzoni. Michelotto. Calma. Gran calma, ci giochiamo tutto. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire. Alla Dominatori Sexy Arena, bellissimi i tifosi del Venezia che sono venuti, tanto la trasferta è di un minuto. Sempre con striscioni per tanti giocatori che hanno reso incredibile, hanno reso immortale il Venezia. Adesso dobbiamo rendere immortale lo zoccolo. Terence. Sidoti, abbiamo vinto bene l'andata 4-1, se non ricordo. Terence. Sidoti. Subito! Non è vero, Sidoti Tognin. Non è vero, Tognin è mostruoso, Tognin! Subito Tognin! Da bomber consumato! Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Mamma mia Tognin, mamma mia, io me lo immagino Tognin con la sua vociona da padovano, quanto si starà gasando, mamma mia, è il protagonista assoluto dello zoccolo. Terence, peccato, non è finita ragazzi, non pensiamo di aver già vinto. Cerca la profondità. Attenzione, veneziano ancora per Tonio, prende anche questa. Mamma mia, è drogato Tognin! Generazione di fenomeni. L'Arcangelo. Lotta, ma perde l'equilibrio. La mette sulla sinistra. Peccato. Prova a cambiare la situazione con una generazione di fenomeni. Veneziano non ha più la scena, c'è la Tognin. Conoscendo il Cume giocatore, il Cume allenatore è felice, il Cume giocatore sta soffrendo, lui che è una prima donna assoluta. Però è bellissimo vedere il Tonio così. Dopo guardiamo tutto, non possiamo pensare ai gol, dobbiamo pensare solo a vincerle tutte. Questa è la quarta fottutissima finale. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Veneziano. Veneziano. Non è più lui il leader della squadra a livello tecnico. Veneziano prova l'assist. Peccato Agi. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. 0-0, giusto Gaspe, giusto. Marchese mette subito. Grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la generazione di fenomeni. Occhio. Attenzione al tiro. Bravo Mito, mamma mia Mito. Il cacciatore della luna, il cacciatore della luna. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è il cross. No, questa è brutta. Verso la porta. Purgati subito. Da Zigoni. Molto importante. Una grande reazione. Da veneziana a Zigoni per questo Venezia, poverino. Da lì e senza difensori a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Calma. Si riparte. Agi. Nuovo in parità. Bel bomber risposta.
Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della Agi qua la perde e non è strano perché Agi è un giocatore che recupera tanti palloni. Vabbè, calma. Attenzione Tonyin. Tonyin, quando c'è Tonyin succede sempre qualcosa. Pallone dentro. Aveva tanti Veneziano non ci arriva. Calma ragazzi, non me lo aspettavo sto gol. Non è stato preciso. Prova a verticalizzare. Terence. Agi. Veneziano. Agi. Agi. Cioccolatino di Agi. Veneziano. Peccato. Zincaro. Di tacco show. Agi. 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 Eccolo qua. Eccolo qua Agi. Poesia in movimento. Su assist di Veneziano. Agi mette il 2-1 e silenzio. E passano in vantaggio. E vaffanculo. Dai Tonyin, dimmi quando sei felice. Scrivimelo subito quando sei felice di essere veramente il protagonista numero 1. Veneziano. Veneziano dispensa assist. Terence. Terence. Agi di sinistro, bellissimo, peccato. Cerchiamo di chiuderla. Prova con la palla lunga. Intercetta grande Tonio. Però stiamo attenti adesso, bravo l'Arcangelo. E poi però la perde perché è scordinatissimo nel passaggio in questo momento. Bravissimo Rodolfo Valentino. Mamma mia, bellissimo da vedere come sempre. Terence. Terence. Agi vuole ricambiare il favore. Agi, cioccolatino puro. Veneziano la sbaglia. Terence. Peccato, dobbiamo segnare. Agi ha fatto un numero qua d'alta scuola. Agi si sta ritrovando da punta, anche da seconda punta diciamo. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Mamma mia, peccato, qua Veneziano se l'ha un po' mangiata, il Cume comunque a certi livelli dei suoi. No, che sfiga. No, come l'ha parata Mito però. E qui prende chiaramente l'avversario. Ma dai, ma no! Che schifo. No, no! Occasione da rete. Non ci credo. Rete importantissima. Hanno segnato nuovamente, hanno pareggiato. Sta mettendo tutto il Venezia, non vuole farci andare in Serie A, lo sapevo che si mettevano a rompere i coglioni, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Pensa se perdiamo la possibilità di levare secondi perché il Venezia vuole romperci le palle. Qui davvero emozionante questo primo tempo. Ci sono state tante occasioni da gol. Pazzesco. Tanto spettacolo. Pazzesco. Il Venezia adesso è dura, è ufficiale. Veneziano vuole rispondere subito. Veneziano contro la squadra che l'ha reso grande. Veneziano di sinistro! Non ci credo. No, gli spetti. Adesso c'è paura. C'è paura che qualcuno ce la voglia togliere. Di testa. Attenzione. Ed ancora lui! Ed è sempre lui! È sempre solo lui! Tonyin. Mamma mia, mamma mia. Questa palla, l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Dai! L'errore del portiere pesa sempre più degli altri perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Vuole vincere il capocannonieri se avanti così Tonyin. Adesso conducono, anche se solo con Tonyin è veramente il nuovo veneziano. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Però gran tiro di Veneziano di sinistro che ha portato il calcio d'angolo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Dai, dobbiamo tenerla però adesso, Guarda Tonyin, mamma mia Tonyin. Mamma mia Tonyin. Adesso qua la perde ma non è colpa sua, era da solo. Se ne va, cerca un compagno. No, no ancora. No! Chance per tirare. Incredibile, incredibile, non la teniamo mai. Non hanno mai perso la calma e ora il Venezia ci sta mettendo tutto. Si è aggiustato bene il pallone. Incredibile, incredibile, incredibile. Il Venezia si sveglia proprio oggi. 3 volte in vantaggio, 3 volte si faccia recuperare, non è un bel segno. Veneziano. Veneziano, Agi. Agi, Agi. Porco Diaz di merda. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. È pericoloso per farsi rimontare così, per il morale distruttivo. Pintus.
L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Tonyin che chiaramente fa tutto perfetto. Angelo. Sì, Angelo. L'Arcangelo sbaglia. Vedo che la difesa non sale. Adesso sono nervoso però perché non pensavo di prendere ancora. Gervasi se ne va via, palla al piede. Gervasi palla al piede. Gervasi palla al piede. Veneziano per Agi, qua un po' lento Gheorghe. Ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro. No, se perdiamo questa occasione con 3 volte in vantaggio mi sparo. Agi. Credo abbiano ragione. Con questi non può Agi per Veneziano, numero. Agi! Non ci credo, è bloccata. Non ci credo, ma ce l'ha bloccata. L'Angelo. Da lì può concludere. Agi. Terence, la bamba. Calcio d'angolo. Non ce la vogliono dare. Grande parata. Ha mostrato una gran classe. Non ce la vogliono dare. Distinto questa. Non ce la vogliono dare. E ora vediamo non ce la vogliono dare. Approfittare di questo corner. Non ce la vogliono dare. Non ce la vogliono dare. Dai, uno dei nostri! Pisce di testa. No, non ce la vogliono dare. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto Cosa stiamo buttando via, raga? Cosa stiamo buttando via? Cosa stiamo buttando via? Dai, sono nervosissimo ragazzi, ho la tensione alle stelle. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Agi, prima di uscire ti prego, Agi. Veneziano. Attenzione il Tonio, Tonio ti prego. Tonio ti prego, solo tu. Only tu, only tu. La gioca in aria. Provano a partire in velocità. L'Arcangelo qua lo recupera bene. Agi. Grande occasione. Veneziano. Non ci credo. 73esimo, manca poco, manca troppo poco. Ma no, ma dai, era palla, cioè non era proprio palla però. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Dai, api. Vai Bodelli, vai Bodelli, vai Bodelli, Bodelli, Bodelli. No, Bodelli, Scamino mi sta indietro, non ci credo. Prova la giocata nello spazio. Stanno giocando bene adesso, è il tempo che sta. Il Duca, bravissimo Duca. Il Bode. Veneziano. Bell'intervento difensivo. 70. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Stai zitto, Bode ancora, stiamo dominando, 3 tiri hanno fatto. C'è un'opportunità. Veneziano, Bodelli. Non ci credo. Tonyin! Non ci arriva. La partita sta ormai per terminare, a quanto pare questa volta non riusciranno a conquistare la vittoria. Stai zitto. Non è tenere palla, devi stiamo buttando via tutto. Di un compagno. Lo sapevo che lo buttavamo via proprio col Venezia. Poteva essere un contropiede interessante. Bode. Peccato. Il Duca. Il Bode. Palla in profondità sulla fascia. Sidoti. Sidoti. Dai in aria. Sidoti, qualcuno in aria. No! Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Sembra esserci un cambio. Non ci credo, esatto. 3-3. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti. Gervasi non la prende. Il Venezia decide per una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzerà Venezia il e Bode. adesso. Cerca spazio. Il Bode ha fatto una cosa impossibile. Attenzione! Oddio! Attenzione a non scoprirsi. C'è il tiro. Tonyin! 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 4-3! 4-3! Sempre lui! Sempre lui, grandissimo Bode però! Troppo solo. Non esiste, non ho parole. Difesa davvero peggio. Grande Bode, ma cosa ha fatto Tonyin? La porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Ti prego, adesso teniamola. Questa può essere la vittoria della svolta, la quarta. Partita eccezionale. Buttalo giù, buttalo giù. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Forse l'arbitro ce l'ha regalata, non lo so. Non lo so, Agi. Non lo so, buttala via. Spazza via. Non lo so. Sì, si vince 4-3. Non c'è più tempo. Mamma mia, all'ultimo istante.
Ma alla fine credo che sia un risultato. Non ho parole, non ho parole. Dai ragazzi, voglio carichi in chat però. Dai! E sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare. Mamma mia. Mamma mia. Il Benevento pareggia. Il Livorno vince. Il Perugia vince, la Salernitana pareggia. Siamo terzi a 2 punti dal Perugia, a 3 punti dal Benevento. Io l'ho detto, se le vinciamo tutte ce la facciamo. Adesso c'è anche il Perugia, Dio. Sì, certo che le leggo, lo so, è per darvi ancora più grinta. È per darvi... Ciao Valerio. Oddio, quando scrive così, a -2 dalla incredibile, vinciamolo, mi viene da piangere, cazzo. Vai Montana, vai Montana. Vai che tutti accettano, dai. Generazione di fenomeni, siamo noi. La più incredibile live. Stiamo recuperando qualcosa che non ha senso. C'è anche Rocco che sta mettendo poco. Ma cosa ha fatto Tognin? Che giocatore che è Tognin? Generazione di fenomeni. Vai di spam ragazzi. Sto tremando. Tognin trema della felicità. Dai Tognin. Vogliamo sapere come stai cazzo. E te lo meriti dopo tutte le delusioni. E adesso è la partita fondamentale. Per staccare la Salernitana da Tognin. Mamma mia. Ma cosa ha fatto il Bode? Che intervento del Bode, però, ricordiamolo. Ragazzi, 4 vittorie. 4 finali, 4 vittorie. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. Non abbiamo ancora fatto niente ragazzi, non siamo neanche i nasi retti con tutte queste vittorie. Penso che abbiamo fatto le prime partite. Prontissimi siamo anche noi. Sì, grande Zincano, anche perché ci hanno detto che dobbiamo arrivare alla 5ª vittoria di fila, quindi di solito quando è così. Vai. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Mamma mia che colla, Salernitana ci crede perché se vince torna in corsa per il secondo posto. Questo è proprio il match fondamentale, vinci questa e ti dai una carica teoricamente, salvo dopo facciamo cagate all'ultima. Il Bode, che c'è il Perugia purtroppo. Benevento non lo considero arrivare primi, sarebbe vabbè, cioè ripeto. Ricordiamo sempre che c'è la promozione diretta che non ci sarà, ma se c'è sarà bellissimo. Il Tudo dovrà praticamente diventare un bambino povero. No, quanto vorrei il presidente Gai però, cazzo. Mancano... No! Gol, mamma mia. Beh, Gai, vabbè, sappiamo che è via, però so che c'è il presidente, cazzo. Dove sei mio api, Dio Cristo? Dove cazzo sei mio api? Terence. Adesso passiamo la partita però. Only partita. Sarà durissima questa. Bodelli ci prova. Tognin, striscioni monumentali per Tognin perché ci ha regalato con il Venezia un'altra vittoria al cardio. Attenzione Pintus, Nasdaq. Veneziano. Il Bode qua non ci arriva. Però il Bode ha fatto un recupero, cazzo, un po' casuale, ma si è messo il fisico. Non c'è bisogno di controllare le statistiche per farsi un'idea della partita. Finora 0 gol e 0 tiri in porta. Stai zitto. Salernitana gioca molto su passaggi a centrocampo. Sarà dura, si vede che è forte, ragazzi, Salernitana, eh? No! Dormita della difesa. Mamma Mito. Mito ci salva. Sidoti, sentite i cori. È dura Salerno. Il Bode. Per Veneziano
che sono le partite del Cume di solito. Veneziano, almeno nei bei tempi. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Che partner. Lo so, per la partner ci vuole tanto, ragazzi, purtroppo. Spammate anche voi ovunque potete. Prova a verticalizzare. Il Bodelli. Già forse già con l'affiliazione che là ci vorrà, penso, un mese o due. Comunque se continuiamo così possiamo farcela, ma ragazzi pensiamo allo zoccolo, scusate. Trova la palla. Partita dura questa, Bravo, qui tanta ansia per Tonyin. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora sta piovendo. Tonyin, ti prego. La palla entra in aria. Comincia a piovere. È di brutto anche. Tonyin. Non c'è nessuno in mezzo, Veneziano di rapina! Fuori di un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Bella serie di passaggi. Dai ragazzi, no. Tocco morbido. No, la beffa, no, l'atroce. E la difesa se la cava con grande mestiere. Palla in profondità sulla fascia. Gai torna fino in difesa, la lancia lunga. Gai, Veneziano sponda e egregia. Il Bode no look per Tonyin. Yoga. Prova ad andare via con Yoga Bonito fa tutto Bon. La mette in mezzo Terence. Incornata, non ce la fa. Il difensore ci arriva. Rosina prova a giocarla in profondità. Prova con la palla lunga. Intercetta opportunamente. La meritiamo noi che diluvio a Salerno. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare. Veneziano, il Cume ci riprova, non ce la fa. Finisce il primo tempo 0-0. Finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare. Chiaramente è una partita così. Fatalità, poi Salernitana adesso. Nella seconda parte. Verso Vai, la fine del tempo 45 minuti per il sogno. Potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Veneziano. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Il direttore di gara Vite i cori. È una bolgia Salerno. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita. No, buttala via. No, l'ho regalata. Vai Mito. Buona iniziativa, ma non è bastato. C'era quasi. Vai Sidotino mio. A campo Sidotti, quando a campo Sidotti è sempre qualcosa di buono. Salgono con molti Vai Sid. uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Comincia a pensare anche ai cambi. Vuole il lancio filtrante. Traversone in arrivo. Heyman. Tonyin. Vede Nasdaq. Dai Nasdaq. Interessante azione sulla fascia destra. Nasdaq, proprio qualcosa di difficilissimo. Peccato. Alessandro Bernardini. 58esimo. Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0. Bravo Gasperini che gioca sempre bene. Tonyin. Prova a passare con un pallone profondo. Prova la giocata. Come per il Bode riesce. Come si... No, fa la cosa più difficile, come si difende col corpo e poi passa sbagliato. Loro la porta in faccia. Francone lo metto al posto del Bode se non segna. Terence lo vedo stanco, Marocco e niente. Aspetto. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Partita ancora completamente No, che sfiga. Gioca una palla lunga. Azione prolungata ma possesso palla sterile. Bode. Alla fine non riescono a concludere nulla con questa Veneziano. azione.
Terence, il Bode. La conclusione. Anche sfortunato perché il pallone finisce alto di pochissimo, ma ha sbagliato comunque. Ciao De Maz. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. Proviamo a vedere, Tonino lo vedo stanco anche lui, sono tutti tesi. Dobbiamo attaccare, ragazzi. Due sostituzioni, rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione Vediamo gli se il avversari. Come azzecca i cambi. Agi. Eyman, un grande Eyman. Quanti poi recuperato oggi Guy? Vai Guy. Vai. Agi. Veneziano, gira e tira. Non ci credo. Non ci credo. Non siamo fortunati. Sono le partite di Veneziano queste una volta. Rosina, il suo pallone è morbido. Adesso entrambe le squadre devono fare molta 76esimo. attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti Agi, a che ha fatto un sfruttare la assist minima geniale. occasione. Terence. Allarga sulla fascia. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Stanno giocando bene adesso. No. È il tempo che sta per scadere. Siamo tesi, l'abbiamo sentita troppo, ragazzi. Lungo passaggio in avanti. Che sfiga. Bravo Arcangelo. No. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. La squadra è tesa. Agi, bellissimo. Veneziano. Oh, la porca troia. Bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Può andare. No, Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione Da individuale. settesimo. Ancora fuori dall'area. No! Ecco il tiro. No! Non trova la porta. Due minuti. Quasi impossibile. Arcangelo. Agi. Dai pittura, Melagi. Veneziano. Veneziano. Entra in area. Fa rigore! No, non è rigore. Posizione interessante. Ma le punizioni non mi fido di batterla. Cosa aveva fatto Veneziano? Pecca, no, è fuori area, sì. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dome commettere fallo Agi. era l'unica scelta Insieme la passa e possibile. facciamo gol. Il problema però Cerca la rete. Me la sono giocata male. Scusate ragazzi, non mi fidavo di tirare. Colpa mia, colpa mia. Eccolo il triplice fischio. Colpa del mister. Fischio che determina la fine della gara. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, Colpa mia, molto colpa bloccata. Giusto risultato di parità, ma insomma. Troppa Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara? Il Benevento vince. Primo posto è andato sicuro. Il Perugia perde! Il Perugia perde. Il Perugia perde. Ma non ci credo, non ci credo. Siamo a -1. La Salernitana torna davanti. Per gli scontri diretti. Ma puttana troia. Troppa tensione Agi. C'è il Perù. No, vabbè, c'è il Perugia. No, proprio adesso. Però c'è comunque, anche chi vince la Salernitana vince. Ma porca puttana, 3 partite. Vabbè, il primo posto è andato, paradossalmente sono anche contento così.
Diamo una fiducia a Francone. Però Francone e Bode anche no. Devo tenere Veneziano perché sono due troppo lenti. Porca puttana. Noi il Michelotto oggi. Oggi serve Michelotto. Perugia e Livorno mancano. 2 partite. Cazzo, Livorno non è neanche scarso. Ragazzi, adesso mi sto fidando della titolare, non incazzatevi, vi prego. Un caloroso benvenuto a È tutti. dura, perché comunque se possiamo vincere che tutte e due possiamo non farsela. Da un momento all'altro. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Perché a Perugia serve Michelotto, lo decido io. Commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Ragazzi, non c'è da dire che questa è leggermente decisiva, quindi qua voglio un tifo, una carica, un qualcosa che va al di là. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova la giocata in verticale. Occhio al tiro. Va in rete! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il Ciao, pallone Bode. alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Un gol del vantaggio. Bode, scusami, siamo in un momento un po' brutto. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o Non ci credo. incrementare Dopo tutta la rimonta che abbiamo fatto, non andare diretti. Palla in avanti verso il compagno. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. La mette in avanti. Che imbarcata. Grande Mito. È scattato con un tempismo perfetto. Lungo passaggio. Non crolliamo adesso, ragazzi, non crolliamo adesso sul più bello. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Non cadiamo sul più bello. No, Bode, non è colpa tua, incitaci anche tu. Hai fatto finire partite bellissime, gol meravigliosi. Non sul più bello, Sidoti. Gioca una palla lunga. Veneziano. Ottima progressione, palla al piede. Il Perugia non ha fatto bene nell'ultimo turno. No! Corretto, che non sfugge certo al direttore di gara. Grazie Giuseppe Francesco. Pallone alto nello spazio. E la palla finisce al portiere. Ghiomber. Sono molto concentrato, ragazzi, È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento. Stai calmo, Tudo, stai calmo, possiamo farcela, però Ghiomber, abbiamo beccato il calendario impossibile proprio nelle ultime. Vabbè, perdi questa e sicuramente vai ai playoff. Anche con il pareggio. Una bella serie di passaggi questa. Allarga sulla Tony, fascia. dai Tony che ci ha regalato cose memorabili, vai Tony, non mi calare adesso, cazzo, quando che siamo sul più bello. Prova a verticalizzare. Bastava non fare 10.000 pareggi nelle prime giornate, eravamo primi tranquilli. Cerca la profondità, sulla fascia. Bravo Sid, vai che anche il Bode c'è. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Terence, effetto serra, effetto serra. Cerca di lanciare il compagno. Vocina, no. Pericolo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Terence. Verso il centro dell'area, al volo. Tognin, peccato. Cerca l'uomo là davanti. Sento proprio la squadra tesa, ragazzi. Prova a fare tutto da solo. Mi sento tesi. Palla giocata alta sulla fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Agi. Terence si invola. E l'arbitro assegna un fallo calcio su di Terence. punizione interessante. L'arbitro va a dirgli 2 parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Sidoti. Vai Sidoti. Terence. Palla larga in profondità. Vai Agi. Agi, no, Agino mio.
cerca la profondità. Agi. Ecco che parte il Tognin non la prende. Compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Gai non c'è oggi. E via. Verre in avanti, vuol far salire i compagni. Gioca una palla lunga. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vai Terenzinho. Tocco Veneziano preciso. si gira. Gira male, troppo lento. Lungo passaggio in avanti. Vince il duello fisico e fa su il pallone. La mette sulla sinistra. Gioca con un pallone lungo. 44esimo. Gervasi. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Raga, abbiamo 45 minuti, sappiamo cosa dobbiamo fare, per piacere, tutti insieme. Nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. L'azione è già ripresa. Il Togno. Beh, quel che è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio. No, cazzo, no. Con più uomini, non hanno altra scelta. Queste situazioni in cui c'è superiorità almeno il pareggio, numerica, Cristo. Terence. Meglio. Vocina, si è visto pochissimo Vocina, ma si è visto poco tutta la squadra. Terence. Ecco Terence. Provano a ripartire da dietro. Belmonte prova a verticalizzare. Verre. Solo un tiro in porta. Pallone alto e lungo sulla fascia. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Arma letale per forza. Dai. Dai ragazzi, dai ragazzi. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. C'è un doppio cambio. L'assetto va di testa. Mamma mia, perché man di testa? Non gli è mancata la caparbietà, ma con due difensori addosso non poteva fare molto di più. Lo so, ma il problema è che non riusciamo proprio a giocare sulle fasce. Ci stanno marcando da Dio. Pep. Il Togno. Perugia non sta facendo un pressing asfissiante. Bravo Togno. Veneziano, ecco qua i gemelli del gol con il Bode, vediamo se combinano qualcosa. Molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti. Però proprio la squadra non c'è. Ha sentito la pressione alla fine. Riuscito e sono in porta. Sì, che cazzo abbiamo esperienza, perché puttana abbiamo vinto di tutto. Il Bode. Attenzione ai fra Sidoti. Dai, concordo Sidoti, concordo Sidoti. Veneziano. Ottima azione difensiva. Ghiomber. Vai Cume. Niente da fare. A lunga a cercare il reparto offensivo. Ci mette il fisico. Tanto si scalda Amedeo. La mette sulla sinistra. Terence. Continua ad avanzare verso l'area. Non perderla Terence, non perderla però così. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. Bravo Agi e non la recupera per sfiga. Vediamo se la spacca Amedeo. Ci mette il piede e conquista il pallone. Veneziano. Il Bode. No, Bode mio. Belmonte. Il Cume non la prende. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E che cazzo però. Fuori dall'area. È riuscito a passare. Si allunga e trova la palla. 72esimo, possiamo penso solo pareggiarla ormai. Attenzione Tognin prima di uscire. Tognin prima di uscire. Veneziano per Tognin, ti prego Tonio, il cioccolatino, adesso più che mai. Adesso più che mai, arma letale, no! A punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Con questa sconfitta siamo fuori dalla possibilità matematica di arrivare secondi. Bode. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Terence.
Terence. Vai veneziano. Il Cume non la prende neanche di testa. La sua specialità neanche la prende. Guy non ce la fa. Non ci credo. Ma non ci credo come me l'ha presa a video di merda che ha fatto il gol. Ma dai. Ma dai. Veneziano non la prende più nessuno. Ma porco due di merda. Dio. Eccolo qua, arriva Rumeno. Calcio di punizione. Arriva Rumeno, quando si incazza Rumeno. Che sa il cartellino, giallo, è giallo. Pazzesco. Pazzesco. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Che merda. Che merda, Terence. Bodelli. Vai arma letale. Bellissimo arma letale per Terence. C'è ancora una chance per il pareggio. Terence. Niente, ma niente, non ne viene una oggi, mamma mia. Devono proporsi in avanti, pur senza Dio Cristo. Solamente C. No, ma dai che pesa un chilo pesa. Ma dai, pesa un chilo, Guy. Ma pesa un chilo, Guy. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Veneziano, bella per Terence. Dai Terence, dai. Terence la prende. E non c'è nessuno in area. E non c'è nessuno in area. E non c'è un porco due in area. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Scusate. Dai Bode, mettila in mezzo. Ti prego. Nessuno, va bene, ho capito. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Attenzione, Heyman fa un miracolo! Terence! No! Bella questa azione, ma la Vediamo se si vede. Vabbè, cosa abbiamo buttato via? Vabbè, ormai è finita però. Ma vaffanculo, porca puttana. Che schifo. Beh, non aveva scelta in questa occasione. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Si coordina per il tiro. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatto. E così hanno la squadra piange. Gli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine questo è un risultato che ci può stare. Una prestazione deludente la loro. Dopo aver subito il gol nel primo tempo non hanno dimostrato la capacità di reagire. Salernitana vince, come sarebbe stata dura comunque, perché la Salernitana è ancora davanti. Siamo quinti e rimaniamo quinti, la possiamo anche simularla l'ultima, così andiamo ai playoff. Il drago, il Bode, incredibile. Ma no, Dark, dai, non dire cagate, Dark, sei più bello del sole di notte, dai. Adesso la gente non rinnova. Che sfiga, oh.
Saranno duri i playoff, li conosciamo bene. Ah, Dio santo. Ivan il Drago Vodelli. Ok, Gui. Ragazzi, adesso per i playoff, il Livorno, sì, giustamente il Livorno, è vero, lo sapevamo già. C'è avuto un'offerta da stare all'Atletico Tucumán e del Palmeiras il Giangrosso. Vinciamo 1-0. La Salernitana. Ok, non andavamo comunque diretti. Chiudiamo quarti però alla fine, dai, chiudiamo quarti. Buono per i playoff. Mo adesso so dolori. Tognin e Agi. Semifinali di andata. Sì, adesso sì, ovvio. Però intanto devo fare delle foto per... nazionali, chi c'è? No, nessuno. Per sì, salvare i gol delle squadre. Il Drago Vodil, l'avevo scritto, cazzo, incredibile. Dov'era per vedere i... Ok. Per sicurezza faccio una foto adesso, anche se penso che anche dopo il discorso preliminari... Proprio devo fare una cosa, ragazzi. Ok. Comunque alla fine per il momento Veneziano alla fine però 16 gol ha timbrato, Terence 13, Agi 7, 4 assist. Tognin per 8 gol, 12 assist. Mamma mia. Mamma mia. Serie A chi l'ha vinta? La Juve, strano. Allora, no, classifica. Classifica gol alla fine era Zigoni, grande Zigoni. Veneziano chiude 11esimo, mamma mia, strano vedere il Cume così. Assist, vediamo se li ha vinti magari Tonio. No, che sporo, Verre. Tonio. Ok, vabbè. Andiamo ragazzi, va bene, ci sono... Sappiamo cosa dobbiamo fare adesso ragazzi, No, non capisco niente così. Siamo anche stanchi. Sarà durissima, Il poco turnover purtroppo sta influendo. Porca puttana.
E Tognin sta crollando, mi sta crollando adesso Tognin, porca puttana. Proprio adesso, proprio adesso. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Siamo prontissimi per iniziare questa importante. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Un saluto anche fare almeno un gol in trasferta. Speriamo di vedere una partita interessante. La partita è già cominciata. Luci. Giangrosso, deve giocare una partita molto importante, anche Amedeo. Palla al piede. Veneziano, Amedeo, Ame. La piccola meraviglia, Little Wonder, non riesce a passare. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Sarà durissima, ragazzi, ve lo dico. Bode, vai, arma letale, Bodelli. È un'occasione. Mamma mia! Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Vai tu, Dosprona, chi cazzo vuoi, basta che vinciamo. In discesa per loro. Diamanti. Luci. È riuscito a passare. Prova a passare. La squadra è stanca. Questo è ufficiale. Può concludere. Ottima parata del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Ale, zoccolo, Ale, dai cazzo, svegliamoci. No! C'è la palla lunga in avanti. Riceve il passaggio. Bertolucci, ditino per il Bode. Il poco turnover ci ha un po' fregato, quindi l'allenatore qualche erroretto l'ha fatto. L'apprendista di Chopin lancia Veneziano ma è fuori gioco. No, niente, è finito in fuorigioco. Sono 4 finali da vincere. Siamo partiti col freno a mano tirato. Il portiere la calcia lontano. Ottima pressione la sua. Grande Bode, ma fisicamente il Bode è straripante. Palla larga. Vai Bode. Attenzione a Amedeo, la piccola meraviglia. Prova la giocata di Fino. La butta in mezzo. Veneziano non riesce neanche a saltare, marcatissimo il Cume. Però è qua che deve dimostrare che rivuole la Serie A per tornare il leader indiscusso. Se ne va. Allarga sulla fascia. Bravo Pintus. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. La meraviglia, dai, piccola meraviglia. Cerca l'uomo là davanti. Bravo Grizzly. Passaggio non buono però. Gioca una palla lunga. Bravissimo Giangrosso. Prova a cambiare. Però il passaggio, grandi interventi in difesa, ma poi mi sbaglia tutti i passaggi. Luci. Dainelli. Bella serie di passaggi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Cross verso il centro. Il cross non era male. Brava la difesa in questa situazione. Troppo lungo. Ragazzi, voglio super carichi. Siete già meravigliosi, ma voglio ancora di più in questo momento. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vai Bode, vai Bode, vai Bode che fai paura a qualsiasi avversario. Vai Drago. Torna nella zona del portiere. Lancio lungo del portiere. La mette sulla sinistra. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto la piccola meraviglia. con l'anticipo. Deve fare di più però, Veneziano fermato malissimo. Palla in avanti verso il compagno. Cercano l'azione veloce e passa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno attenzione, sfruttate. Vai, ti prego Amedeo. Amedeo, corri però, cazzo, Ame! Completamente il suggerimento. No, non è l'ultimo di campionato, ragazzi, è playoff. Questa è l'andata dei playoff, che è ultimo di campionato. Prova a verticalizzare. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. Sulla destra.
Diamanti. Palla in profondità sulla fascia. Cerca un compagno. Bravo. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova a cambiare la situazione. Bodelli, i tipici lanci per Veneziano. Eccoli qua. Eccoli qua. Però non riesce a tirare. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. E si chiudono i primi 45 minuti di gioco, tutti a prendere un tè caldo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare dai, serve anche Gay. Sì, Gay. Serve anche Gay. Partiti. Il Bode. Siamo già nella qui deve tirare. Mamma. Buona conclusione, potente ma imprecisa. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata Raga, solo bisogno una di più questione calcio, bisogno di più carica, ragazzi. So che c'è tensione. Diamanti. Diamanti. Si libera la grande. Cerca la profondità sulla fascia. Occhio, occhio. Ai 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 ai. Mamma, graziati. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il Bode prova a dare a Rocco. Rocco e Amedeo inesistenti sulle fasce, purtroppo, è brutto dirlo. Gioca con un pallone. No, 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 no. Va rapido sulla respinta. Errore di Mito e gol. Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più. Siamo crollati alla fine. Perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. Noi siamo quelli delle rimonte, vedi Europa League, ma era il Venezia, non è lo Zoccolo. La sentiamo di più con lo Zoccolo, c'è poco da fare, la nostra squadra. Decide di allargare il gioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Partita da 0-0, ci prendiamo. Cerca spazio. Bartolucci. Gai. Livorno non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza. Vai Bode. Attenzione Rocco, prima di uscire un bel cross. Inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Ragazzi, ragazzi, dai, ragazzi, dai. Pintus, dall'altra parte. Colpisce il pallone. No! Tonin appena entrato mi stava già regalando un'emozione. Madonna, Tonin, che forte, non ci credo. Terence, non ci credo, ma non ne voglio. Ma è una roba vergognosa. In questo momento cosa ci ha parato? Ma che cazzo ci ha parato, dai. Ancora un ottimo. Appena entrato Tonin. Guadagna metri. Incredibile. Hanno già riconquistato palla. Bravo Gai. Poteva essere un contropiede. E con i cambi stiamo già migliorando, dai. La squadra è stanca. Terence. Veneziano. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Ma no, come non di là, ma dai, vabbè. Sto zitto che è meglio. Anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono bravo tra le Bode, migliori bella qualità di questo giocatore. Bellissimo, Terence. Bode. Prova a tirare. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Si allunga. Bravo Bode, come sempre recupera una moltitudine di palloni col suo fisicaccio.
Pochi passaggi perfetti, un po' meno quelli del culo. Bravo Bode! Niente da fare, che sfiga, oh. Veneziano è distrutto. Scusami Francone, ma devo mettere gente veloce. L'1-0 è pesantissimo, ragazzi. Prendiamo un gol in casa e finita. Ancora fuori dall'area. Mancano solo 10 minuti. Ci mette il fisico, dai. conquista il dovevano pallone. chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. No! Che papera! Lancio filtrante. Vabbè, 2-0 è finita sì, Occasione, qui c'è il tiro. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione 84esimo Nasdaq. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi Vai, quando Bode. la palla arriva così precisa è difficile non Bravo andare in Bode. porta. Agi. Decide di sfruttare la fascia. Vai Tonio. Bravissimo per Nasdaq. Il Bode! Bode no, Bodelli, ma porca troia! Tirato in maniera inguardabile. Era gol questo. Agi, niente. Ma la recupera. Ma la recupera ancora. Ti prego, Gai. Può provare. E Gai quando serve si sveglia, Gai. È sempre così. E Gai bacia. E Gai la bacia. E quando serve, Gai c'è sempre. I gol più pesanti della squadra, della storia tra Venezia e Zoccolo li fa sempre Gai. Oh. Incredibile. Incredibile Gai, con quel gol poi quando abbiamo vinto lo scudetto con il Venezia. Hanno trovato la parità proprio nei minuti. Incredibile Gai, importantissimo sto gol, importantissimo sto gol. Con il fischio dell'arbitro. Finisce con un buon pareggio. Incredibile, grazie Gai. Grazie Coppola Gai. Si deve ancora decidere. Grazie Coppola Gai da screenshot, anche se non siamo ancora passati, ma da screen. Una partita vivace, in Ma da cui non screen. sono mancate le occasioni di gol. La ripresa Paul, di cuore. Tanto il Perugia ha già ipotecato, Mamma mia che ha fatto Gai. C'è andata veramente bene, Mamma mia Gai. Ancora, oh. Sta gente non rinnova. Vai piano piano. Scusate. No. Allora. Veneziano è proprio distrutto adesso, deve entrare Francone. Anche... Mamma mia. Siamo morti. Vai raga. Tudo, speriamo di vederci in Serie A.
Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchettoni. Vai. Che mi affiancherà. Con l'1-1, con lo 0-0 passiamo noi, ma non possiamo speculare. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia l'altezza delle Peppe, attese. subito tiki-taka. Per Francone che prova il cross. Bodelli. Conclusione sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Zincaro. Il Tonio. Cerca spazio. Francone. Il Bode. Vede Terence. Ma non è perfetto il passaggio ed è strano. Però il Bode recupera. O comunque dà fastidio. Luci. Ah, San Siro. La mette sulla sinistra. Tonio. Cerca un compagno. Pallone filtrante a superare. Francone. Concludere. Bravo Kaiser. Tognin. Cerca cross. E finora la difesa sta reggendo veramente bene. Dai che stanno giocando bene adesso. Il Bode. Prova ad andare. Valiani gioca una palla lunga. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Luci. Ah, San Siro. Cerca la profondità sulla fascia. E passa. Occhio, bravo Terence. Prendila. No. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Ah no, sta meno male. Dai raga, supporto ai massimi. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Dainelli. Valiani. Amen. Cerca l'uomo là davanti. Luci. La gioca a sinistra. Palla in profondità sulla fascia. La mette in mezzo. No! Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bode, passaggio curioso. Il Bode. Francone. Solito quando entra fa sempre bene, soprattutto nell'ultimo periodo. Ottimo disimpegno. O quasi. Via. Allarga sulla fascia. Ci manca Tognin. Tognin Luci. ha perso un po' di smalto dopo le prestazioni sublimi. Palla in avanti verso il compagno. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Si libera la grande. No! Cross. No, l'ha cagata. Mamma mia, no, siamo cotti, siamo cotti. Siamo cotti, ragazzi, siamo cotti. Cioè, non c'è altro da dire. Siamo cotti. Siamo cotti, ti prego Bode, aiutami anche tu. Tu che sai cosa vuol dire soffrire con queste serie. Vuole la profondità. Vocina. Valiani di forza. Gai la butta su. Va bene. Idea buona, precisione no. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Passaggio in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Siamo in grossa difficoltà, ragazzi, ma grossissima. Valiani, palla larga in profondità. Gabriele Perico scatta verso il pallone. Bravo qui il giudice di gara, ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. La butta dentro, intercetta il passaggio, pericolo. C'è la palla lunga in avanti. Dai Bode, come un mastino. Luci. Gli attaccanti lenti. Va veneziano troppo stanco. Allarga sulla fascia. Terence.
Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Sì, valeva la pena provarci, anche se segnare da lì non è semplice. Si è spento Tognin, si è spenta la squadra, Zincaro. Vai, vai Bonito. E il primo tempo finisce qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Vero Dark, ma era il Venezia, questo è lo zoccolo. Vedo che siamo molto più tesi con lo zoccolo, perché è la nostra creazione. Hanno giocato alla grande, questo perché ci avevamo messo i soldi, perché ce l'ha accordata. Vai Dark, bravo, comunque gran messaggio, bravissimo Dark. Vai Tonio. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Vai Tonio, vai Tonio, basta un cross, Tonio. Di più, francamente. Model! Non ci credo. Arma letale di testa. Ma para il portiere Terence. Ma porca di quella vaccuissima. Luci prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È riuscito a passare. Francone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Gai. Lo spazio di passaggio l'ha visto. Gai. Attenzione al tiro. Madonna. Perdendo questa palla è troppo pericoloso lo 0-0. Molto caro. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Basta un'inezia, basta niente. Oddio. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Siamo stanchissimi. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Grande occasione. No! Attenti al tiro. No! Grazie a questo gol adesso sono avanti. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Che tiro pazzesco. Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta. Una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Fase di stallo, prova la giocata nello spazio. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Cerca un compagno. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito. Attenzione! Vaffanculo, assist geniale di Veneziano, Terence. E ora il risultato torna in parità. La lotta si farà ancora più dura. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Il Livorno decide per un'altra sostituzione. Non so se passiamo supplementari, questo non lo so com'è il gioco. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari. Adesso la vinciamo, cazzo. Spingere forte subito. Ti prego. Valiani cerca la profondità sulla fascia. Adesso la vinciamo. Cerca spazio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Luci prova a giocarla in profondità. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. No, supplementari, no, niente, la vinciamo questa. Cerca di allungare il gioco. Agi ci prova. Veneziano, di rapina! Palo. La palla va sul palo. Non ci credo.
Non ci credo. Veneziano come i bei tempi. Bravissimo di cuore, Pep. Poteva finire in modo davvero diverso. Incredibile palo. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione. No, se la perdiamo così no, però. No! No, che schifo. No! Palo anche loro. Era finita. Mamma mia, era finita. Un palo per parte. Va bene. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Mamma mia, palo clamoroso anche a parte loro. Se venivamo a gol era finita, ragazzi. Palla in profondità sulla fascia. Agi, potevamo farne due. Agi. Un cross. Terence. Sbuca qualcuno, Tonio! Tognin, che miracolo su Tognin. Pericolo per il momento. Non ci credo. Non ci credo che parata su Tognin. Lui c'è sempre, poverino. C'è sempre che se è morto. Tognin. Eyman, ti prego. Cioccolatino. Qualcuno. Che sfigati che siamo. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Adesso rischiamo il contropiede. Albertazzi. Però non so se vige la regola della classifica. Siamo passati in questo momento. Luci, scodella. Non ci capisco più niente. No! No! Lungo passaggio in avanti. Adesso entrambe le squadre Terence, devono fare molta lancia attenzione Agi. a scoprirsi, mantenere i nervi saldi, Agi. pronti a sfruttare la minima occasione. Agi per Terence. Terence, no, Terence era semplice questa. Agi! Ottimo disimpegno, fondamentale. Bravo qui il giudice di gara. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Eyman è morto, signori. Eyman è morto. No, adesso becchiamo il contropiede. Bene adesso. No, 3 contro 3. No, 3 contro 2. No, adesso, no, adesso. Cerca la profondità. Andiamo ai supplementari. Non so dove andremo, ma andiamo almeno ai supplementari. Veneziano. Agi. Cioccolatino Agiano. Cioccolatino Agiano. Agiano, ultima possibilità. Terence. Terence. È stanco anche Terence. Siamo tutti stanchi. Dobbiamo sperare che ci sia la regola giusta, perché sennò è solo... Finisce anche il secondo tempo. Situazione che rimane in equilibrio. Andiamo ai supplementari. Entrambe le squadre possono avere qualche rimpianto. Non hanno fatto, secondo me, abbastanza per vincere. Siamo morti, raga. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90 Siamo morti, minuti. ragazzi. Parità fra queste due squadre. Fallo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Siamo morti, siamo morti. No! Battuta lunga. No, siamo distrutti, siamo distrutti. Palla siamo distrutti. Alta sulla fascia. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cross verso il centro dell'area. No! No, di là! Mamma mia, questo è l'autogol. Sulla destra. C'è retropassaggio. Loro giocano meglio adesso. No! Può provare. La mette dentro. Finita, ragazzi. Finita. Deve fare 2 gol e finita, siamo vantaggio distrutti. nel computo dei gol. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Non potevo spazzare, non ce la facevo, i giocatori sono lenti. Ottimo il fraseggio. Prova la giocata nello... Occasione da rete. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. La rete subita ha veramente dato loro la scossa. Continuando a creare occasioni simili possono arrivare al gol. 11 tiri a 3. L'avversario ha avuto la meglio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova il filtrante. Bella apertura. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cosa ha fatto Agi? Cosa ha fatto Agi? Cosa ha fatto Agi? Cosa ha fatto Agi? Guarda come si incazza Agi! Di nuovo parità, tutto può succedere. Ne serve un altro però. Lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol.
Questo è un clamoroso errore di marcatura. Incredibile come stiamo uscendo. Come stiamo uscendo. Il fischio dell'arbitro, finito il primo tempo supplementare. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. Dai, con l'Europa League l'ha detto Dark. Abbiamo fatto rimonte più impossibili. Se basteranno questi 15 minuti finali o se si andrà ai calci di rigore. La stanchezza in campo è palese, un'eventuale marcatura potrebbe essere davvero quella decisiva. No, no, veneziano, no, no, come no. Oh. Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Agi sta tenendo per mano la squadra, Agi. Da solo. Palla larga in Terence. È libero di creare pericolo. Terence. Cerca il tiro. Ottima, non ci credo. Occasione sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Ti prego, Guy. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare dai qualcuno molto abili nel gioco aereo. Gasperini. Occhio al tiro. Non ci credo, ci stava regalando Gasperini il gol. (113) minuti. E la meritiamo noi, incredibile. Luci. Incredibile. Bella serie di passaggi. Cerca il tiro e sbaglia al momento della conclusione. Siamo già tutti in avanti, raga. Palla in avanti. Ma ne è distrutto. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Agi, all'ultimo respiro, Agi, ti prego. E trova bene il no, doveva passare lentissimo. Che schifo, dai, va bene. Il gioco con la verticalizzazione. La mette in avanti. Va bene, hai ragione tu, gioco. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. E quindi che ti passa. Si è giocata oggi, Luca? È sempre un piacere assistere ad una partita come quella che ci hanno regalato oggi queste due squadre. Dio povero. Siamo in finale! Conta! Non ci credo! Conta la classifica! Siamo vivi, non so perché, grazie oggi che mi hai fatto quel 2-2. Siamo in finale. Mamma mia, siamo in finale. No, tornerò a iniziare. Siamo in finale, vuol dire, ho capito perché. Perché in base, cioè se è lo stesso risultato, allora si va ai supplementari. No, è giusto, si va ai supplementari, ma se anche ai supplementari parità passa la squadra, è vero, che coglione che sono. No, allora, entro i 90 minuti vai ai supplementari in caso di pareggio. Poi se anche i supplementari è così, passa la classifica. Giusto. Grazie Agi, che gol che ha fatto oggi pesante. Vaffanculo, però il Perugia è fortissimo e noi siamo distrutti. Grazie Agi. Mamma mia, sì, non me lo ricordavo. No, ma è giusto, ragazzi, è giusto. Non mi ricordavo sta cosa che i supplementari te li fa fare. Ma ne è stanco. Pensa a me, ragazzi, col Perugia avevo anche perso. Grazie, Agi. No, non ce la siamo ricordata. Oh, madonna, adesso è dura, però pensavo di essere fuori. Caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro.
Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sì. sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessuna Grazie altra Agi, parte. grazie Agi, grazie comunque. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Grazie. Veneziano, siamo anche in casa, non doveva prendere gol. Pintus. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Pintus. Siamo morti, comunque le rimonte veneziane sono incredibili. Lo zoccolo duro continua. Prova a cambiare la situazione con però la meritavamo di brutto noi. Tognin, vai Tonio, torna il mio Tognin. Tognin, eccolo qua Tonio. Eccolo qua Tonio. Attenzione al tiro. Veneziano gliela para. Sicuramente non una parata semplice. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco. Per piacere pensiamo al calcio, pensiamo al calcio, pensiamo al calcio, non ai rom, pensiamo al calcio. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. Pensiamo al calcio. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, cosa mi ha parato? Cosa mi ha parato? Fare meglio in fase conclusiva. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pensiamo al calcio, per favore. Grazie Agi. Grazie Agi. Veneziano non riesce a passarla, Veneziano ha ingresso in difficoltà. Prova a verticalizzare. Speriamo che in Serie A possa tornare la grande stella. No, 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 no. Cerca il tiro. Grande mito, grandissimo mito. Siamo distrutti però. Il portiere ha reagito proprio bene su quel pallone. Era molto il pericoloso. Duca, dove va il Duca? Non ci credo. Prova la giocata nello spazio. Va il tiro. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearci permesso di essere qua almeno Agi. Doveva sfruttarla meglio. Ce l'hai data tu, ce l'hai regalata tu Agi. Tanti gol quest'anno per Agi. Agi. Veneziano. Veneziano. Entra dentro Veneziano. Che cazzo fa il Cume non lo so. I suoi con un pallone interessante. Zincaro. Tonio. Veneziano si gira ma lento, lento, lento. Cerca l'uomo là davanti. Occasione per il contropiede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Occhio. Pallone alto e lungo sulla fascia. No! Gioca con un pallone lungo. No! Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Gioca una palla lunga. Tocco morbido. No, che dormita! Bravo, bravo Mito. Ha colpito di testa ma la palla è uscita di poco. Veneziano, spondona meravigliosa per Tognin. Vai, vai, vai Bonito. Dentro, e in effetti ha mancato il gol veramente di poco. Bravo Bonito, Nasdaq. Sulla fascia. Nasdaq per Bonito. Veneziano! Qualcuno gol! Barocco! La Fashion Week si sveglia adesso! Grandi. Il portiere è stato bravo. Geniale Tognin. Ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Cambiano la storia della partita. Con un Rocco, incredibile, poco. Non ha giocato molto Rocco, ma cosa ha fatto? In una finale è spesso decisivo. Rocco eroe. C'è la palla lunga in avanti. Agi, e Agi, Tognin. Tognin, come gioca Tognin? Se torna Tognin adesso può essere cosa nostra. Agi. Agi. Vai Tonio. Vai Tonio. Prova ad andare via con eleganza. Ecco Tonio, anche di sinistro. Le lavoro non le fa più, è più concreto Tognin, per questo è diventato un campione. Opportunità di ripartire. Berre. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Palla in profondità sulla fascia. No! Cerca la profondità sulla fascia. Cerca cross in mezzo. Tenta la conclusione. Cosa ha fatto Mito? Cosa ha fatto Mito? Attenzione, attenzione il Duca. Passaggio geniale del Duca. Agi non ci arriva. Ghiomber la gioca in profondità. Bella serie di passaggi.
Se ne va. Buon lancio. Intercetta il passaggio, pericolo. Va bene, Arriva va bene. Il fischio dell'arbitro può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora. Dai Tony, non puoi mollare adesso però, devi stare in chat assolutamente, dai cazzo. Finisce questa prima frazione e vorrei un commento su questi primi 45 Comunque minuti. grazie Agi. Sono in vantaggio e direi tutto sommato Grazie Agi in con ogni merito. caso. È chiaro che la partita è ancora lunga, Anche se fai 10 espulsioni e 10.000 autogol. Grazie Grazie Agi. perché No! può succedere ancora di tutto. Sì, tutto, sì. 1-0 dopo il primo tempo. L'azione è già ripresa. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Verre. Il portiere la calcia Dobbiamo lontano. prendere gol, questo è fondamentale. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. La mette sulla sinistra. Bravissimi. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi Peccato, disponibili Agi. in attacco. Qui, da come tirano le magliette, sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo. Stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo. Lungo passaggio in avanti. Ottimo il Che fraseggio. tensione, raga. Cerca il passaggio profondo. Bravissimo Queste Sidoti. situazioni in cui c'è superiorità Molto numerica maturato vanno sfruttate Sidoti. decisamente Comunque, ancora meglio. più. Cioè, bravo anche in difesa adesso. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Occhio, può andare. Prova il filtrante. Bravissimi. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Vuole la profondità. Bravissimo, dai Agi. Agi. Occhio al tiro. Non ci credo, traversa scandalosa di Agi. Guarda Rocco, cosa fa Rocco? In mezzo. Peccato. Cerca di allungare. Ma il gioco. no, Agi traversa Potrebbe scandalosa. essere una delle loro ultime possibilità per salvare la situazione. Era importante il E 2-0. passa. Palla giocata alta sulla fascia. Bel gesto tecnico. La butta in mezzo. No! Tornata! Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ghiomber. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma Stai non zitto. possono stare tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero deve essere difendere il vantaggio fino alla fine, ovviamente, ma devono fare Zincaro. attenzione a non chiudersi troppo in difesa. Bellissimo Zincaro per il Cume. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Il Cume vuole andare in A. Il Cume vuole andare in A. Per andare in A ci vuole grinta. Ottima azione difensiva. Bravo Duca, grande partita del Duca, eh. Allarga sulla fascia. Agi. Agi. C'è il cross. Non era facile sto cross, molto Palla in marcato. avanti, La verso difesa compagno. adesso sta lavorando un po' meglio. Ancora il Duca. Qui può partire il contropiede. 1-0 il risultato mentre ci avviamo alla fine. Prova con la palla lunga. Devono cercare di essere più concreti se 85esimo. vogliono recuperare. Veneziano. Il Duca. La mette in avanti. Fuori gioco. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Nonostante il fuorigioco l'intenzione era ottima. Sicuramente proveranno ancora Grazie, questa Agi. soluzione. Grazie lo stesso Agi, di tutto, grazie Agi. Grazie Agi mio. Bel No! pallone. No, atroce. Non può sbagliare. Cosa ha Prova fatto a Mito? verticalizzare. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo. Siamo stati per fortunati rimediare. qua, Amedeo, dai Ame. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Palla Il in Bode. profondità sulla fascia. Amedeo.
Palla che va a finire in calcio d'angolo. Dai Bode. E va a colpire... E c'è il gol! Gervasi, ancora lui! Gervasi, il centrale che segna! Grandissimo Bode. Questo è importantissimo, ragazzi. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione è perfetta. Grandissimi, 2-0 all'ultimo secondo. Il fischio alla fine della gara. Buona partita per la squadra di casa. Adesso ricordiamo che in caso di pareggio passa il Perugia, match di ritorno. Vietato sbagliare. Grande Gerva da screen, Gerva da screen. Grande Rodolfo. E adesso c'è il ritorno a Perugia. La sofferenza è devastante. No, che cazzo sto facendo? Sì. Ancora, porco. Oh, niente, certi non vogliono rinnovare, eh. Raga, siamo a 90 minuti dal sogno. Devo giocare così adesso Veneziano, lo mettiamo nella seconda frazione. Mamma mia, devo giocare Michelotto, Zincaro è troppo stanco in quel ruolo. E anche Sidoti. Mamma mia. Mi raccomando, Miche. Ecco, sai cosa devi fare, Mauri. Ricordi Perugia come? Cioè, ricordo io con simpatia perché ho vinto uno scudetto l'ultima giornata a Perugia, voi no. A Renato Curi. Io sono Fabio Caresse, qui con me c'è Luca. A Renato Curi, ragazzi, per staccare il biglietto per la Serie A. Siamo stati anche 15esimi, ragazzi. E siamo qua grazie a tutti noi. Questa è davvero la partita della vita. Cerca un compagno. Ghiomber legge bene l'azione, blocca il pallone. Occasione per il contropiede. Palla giocata alta sulla fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica sì, se passiamo, sì. Decisamente meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Berre. Effettua il lancio sulla fascia. No. E passa. Pallone dentro. Tocco morbido. Vocina. Michelotto. Bode. Una bella serie di passaggi questa. Bellissima azione, vai Tonio, vai Tonio. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Grazie Aci. Grazie Aci. Con il lancio sulla fascia. È libero di creare pericolo. Cerca il numero. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Il Tonio per Vocina. Gioca con un pallone lungo. Interrompe la manovra avversaria con classe ed esperienza. Palla larga in profondità. Grande movimento nello spazio. Gran colpo di testa. Mamma mia. Palla in profondità sulla fascia. Bravo Vocina. Sulla fascia. Vai Tonio. Vai Tonio.
Vai Tonio. Deve tirare. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Ragazzi, per piacere, pensiamo alla partita. Bella serie di passaggi. Passaggio sulla destra. Cerca la profondità. Sulla fascia. Cross. Bravo Prova a Pintus. verticalizzare. Lungo passaggio in avanti. Cerca lo spunto, può provare. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Oh, il Bode fa un numeraccio. Mamma mia che Bode. Terence. Berre. C'è la palla lunga in avanti. Gyomber. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Prova il cross, c'è retro, occhio alla conclusione e para ancora. Bravo Mito. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Prova sul secondo palo. Terence, no. Contraversione questo. Raga, È la difesa che sta mi sento poco concentrati sulla finale. Siamo alla finale di ritorno, io lo ricordo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Berre. Gyomber. Nessun gol finora, 0-0. Decide di sfruttare la fascia. Gyomber. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo disimpegno. Bravissimi, vai Tonio. Bravissimo Tonio. Passaggio intercettato. Bella rete di passaggi. Si avventa deciso sul pallone. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Cerca il passaggio profondo. No! C'è il tiro. Mamma che culo. Fuori, non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo Ecco tempo. Gerva, dai Entrambe Gerva. le formazioni Siamo a di riposo 45 dopo minuti dal 45 sogno. minuti in Era cui l'aeroporto di gli attacchi Tunisi. hanno sparato a Dai. salve. Non una brutta partita in ogni caso. Finisce il primo tempo della finale. Che opinione ti sei fatto? Mi sembra che le squadre non si stiano esprimendo come potrebbero. In occasioni così importanti capita spesso. Forse la pausa permetterà a entrambe le formazioni di cambiare atteggiamento e magari nel secondo tempo osare di più. Bartolucci! 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. L'azione è già ripresa. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Bellissima Bode per Francone, ti prego, sarebbe fondamentale Francone. Vocina, vocina. Prova il tiro. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. La mette sulla sinistra. Il Bode, ancora geniale, peccato. Gyomber. Provano a partire in velocità. Un po' di indecisione sul da farsi. Cerca spazio. Che lotto. Un tocco Bravo. infelice salva la situazione. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui perché questa era una potenziale occasione. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Grande Guy. Guy. No! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti.
Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi provando tutto per tutto il Perugia. non cedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi. Occasione da rete. Palla in rete. Il Perugia ha effettuato un soffre. grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Allarga sulla fascia. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Passaggio in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vai, Guy. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bravissimo, Nasdaq. Traversone verso il centro. Vai, Bode! Di rapina, niente. Prova a verticalizzare. Vediamo se riescono a sfruttare questo No. contropiede. Non manca molto alla fine della partita. No, adesso no, no, se prendiamo gol è finita. E il portiere dice di no. Ci mette una pezza. Il Perugia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi. Veneziano, dai, Guy. Proprio così. Prova a tirare. No, perché Guy là? Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Un passaggio filtrante da manuale. Cosa si è Grande mangiato precisione e Guy? visione di gioco. Cosa si è mangiato Guy? Anche la difesa è morta. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Siamo stanchissimi, ragazzi. Lungo passaggio in avanti. Veneziano, non fa la sponda. Il Duca. Bodelli. Palla larga in profondità. Bodelli per Terence. Terence. Veneziano adesso! Incredibile. Belmonte spazza via senza pensarci due volte. Incredibile. Il Duca. Il Duca. Il Cume ancora niente. Segniamola per chiuderla. Devono fare molta attenzione Bode. sui calci piazzati. Questa squadra può C'è il colpo Il di Duca, testa. ma no. Completamente fuori misura. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Dieci minuti. Se prendiamo gol è finita, ve lo dico, se andiamo ai supplementari è finita, siamo troppo stanchi, distrutti psicologicamente. Non possiamo permetterci di prendere gol, ma siamo veramente stanchi. Sulla fascia. Siamo distrutti. Intercetta il passaggio, pericolo. Ma no, ma eravamo in 10 noi, la prende lui. Mamma Gervasi, mamma Rodolfo. Palla in avanti verso il compagno. In questo momento è il gol di Rodolfo che ci dà la vittoria. Quindi grazie anche a Rodolfo, ma stiamo zitti. Pericolo. La picella di cuore. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti. Non posso far melina, ragazzi, perché sennò la perdiamo, non sono capace a far melina. Rimessa con le mani. Berre. Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti. Prego ragazzi, 3 minuti. Non adesso. Qualche istante sarà tutto finito. Mamma mia, Api. Che interventi alla fine di Api. Terence per Bodelli. Per rimediare. Ancora Terence. Ancora Terence. La mette in mezzo Terence. Veneziano non ce la fa. Un minuto, un minuto. Perfetto, ma non abbastanza. Un minuto. Un minuto per il sogno. Un minuto. Tocco morbido. Riceve il passaggio. Non ci credo. Come cazzo l'ha presa? Il Duca la spazza. E si va! E si va in Serie A! Si chiude la sfida. E si va in Serie A. Hanno lavorato tutto l'anno con in testa si va in questo Serie A. traguardo. Sono E cotto, finalmente possono festeggiare con i loro tifosi. Che partita si è giocata oggi? Serie A, Serie Il loro A. sogno Siamo si è andati in realizzato. Serie A, siamo Torino non è andati in stato Serie sempre A. facile, ma questa squadra ha dimostrato di crederci e di meritare questo grande risultato.
Credo che il prossimo anno saprà farsi valere anche nella categoria superiore, soprattutto se la società saprà fare una campagna acquisti intelligente. Sta per scadere il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca. Buon proseguimento a tutti. Come abbiamo fatto non lo so. Come abbiamo fatto io non lo so. Grazie Agi, grazie Gerva. Mamma mia. Sì, allora il Tudo, ragazzi, sarà per la presentazione con creazione, sarà fatta, chiaramente non oggi perché sono distrutto, ma non penso lunedì ci sarà la live con presentazione del Tudo su Discord che deve venire. E niente, sono distrutto e dopo chiaramente lo porteremo su WhatsApp. Sì, il gol di Rodolfo porta la promozione su tutti a Tunisi a trombare, cazzo. Ah, mamma mia, grande Bode, grande Bode. Sì, adesso arrivo su Discord. Tudo, preparati per la presentazione ufficiale lunedì, dovrebbe essere lunedì. Ammazza, avevo un po' di problemi con gli ingaggi. Pintus in nazionale. Grazie a te, Tudo. Aspetta. Scusate un attimo. Serie. Ok. Ok ragazzi, un saluto a tutti. Oggi vi saluto solo con una parola. Allora il Bode! Guarda, Serie A. Facciamo questo e dopo chiudiamo. E arrivo su Discord. Solo dire anche il Bode per un saluto. Ma dopo devo cominciare anche la Weekend League, madonna. Che sporco. Mamma mia, so cotto. Raga, un salutone dal comandone veneziano e vi lascio con questo. Ah, ok, notte vecchio mio. Raga, un saluto a tutti e vi lascio così. Serie A. Ce ne andiamo tutti quanti in Serie A. Serie A. Ciao ragazzi. Notte. E grazie Agi. Grazie Gerba. Grazie a tutti. Ma soprattutto grazie Tonio. Hai creato qualcosa di grande.